tutti, mi sentite? No? Okay. Adesso sì? Okay. Buonasera a tutti, io sono la Lai, la segretaria nazionale di Libero, il partito che insieme a Renato ha organizzato questo evento. Mi fa piacere che siamo così tanti, vedere tanta gente che ha voglia di appunto partecipare a questi eventi e si sta riavvicinando attivamente alla politica. Ed è questa la motivazione per cui oggi noi stiamo facendo questo evento, perché come partito stiamo partecipando al tavolo del centro-sinistra e fin da lontano luglio 2023 abbiamo chiesto che per la scelta sulla modalità di scelta del candidato presidente venissero fatte le primarie proprio quale strumento per riavvicinare le persone alla politica, risvegliare le coscienze, insomma riattivare quel meccanismo di partecipazione che nella sinistra, diciamo, sarda non si vede più ormai, diciamo, possiamo dire da decenni. Dopodiché Renato ha offerto la propria candidatura al centro-sinistra nell'ottica proprio di una partecipazione alle primarie, e per questo noi siamo qui proprio per confrontarci su quelli che sono i programmi. Noi non molliamo, noi crediamo appunto che la prima vittoria della sinistra sarda sia proprio partecipare, sentirci tutti partecipi di un percorso rivoluzionario. Non parlo più di così, vi ringrazio ancora per la vostra presenza e lascio la parola a Pierfranco De Vias. Grazie. Grazie Giulia, buonasera a tutti, grazie Renato per aver accolto il nostro invito. Appunto io mi ricollego a quello che diceva Giulia, cioè il problema fondamentale probabilmente della politica sarda, ma non solo sarda, nei nostri tempi, cioè la scarsa partecipazione, lo scarso coinvolgimento popolare in quelle che poi sono delle scelte democratiche fondamentali per la nostra vita, anche perché, come sappiamo, tutto ciò che alimenta certe sacche di populismo, ma specialmente di qualunquismo, poi sostanzialmente diventano carburante per ideologie o per tendenze che poi hanno comunque uno sviluppo reazionario. Diciamo che poi sostanzialmente certe dinamiche astensioniste, certa perdita di entusiasmo nei confronti della partecipazione popolare, e sia chiaro, non parlo solo del voto, poi sostanzialmente diventano, vanno a finire per alimentare delle dinamiche che poi sono esattamente il contrario di quelle che sono gli interessi popolari. Non parliamo solo della Sardegna, non parliamo solo dell'Italia, non parliamo solo dell'Europa, ma dinamiche che ci sono un po' dappertutto. E volevo iniziare proprio il dibattito per chiedere a Renato, quindi il discorso delle primarie non è solo scegliere il candidato presidente, ma è rilanciare la politica nei nostri paesi, nei nostri territori, fra la nostra gente. Sì, grazie Pierfranco, innanzitutto grazie a tutti voi. Rivedo molti visi, molti volti che ho conosciuto negli anni, con cui abbiamo fatto anche un pezzo di strada insieme, e tanti anche volti nuovi, con cui non avevo mai avuto modo di confrontarmi, di incontrarmi o comunque di fare un percorso politico. Quindi sono davvero molto contento di essere qui a Nuoro, di aver organizzato questa cosa, questo dibattito insieme agli amici di Libero, e naturalmente conforta molto, credo, entrambi, tutti gli organizzatori, che siate venuti così in tanti a partecipare a questo dibattito oggi pomeriggio. Partecipare mi sembra la parola chiave, la parola anche che ha rilanciato Pierfranco. Partecipare è la parola chiave. Capita a tutti,
farsi vincere dallo scolamento, farsi vincere dalla rassegnazione, farsi vincere dall'idea che tanto nulla possa cambiare e quindi richiuderci nel nostro privato, nel nostro particolare, tanto non cambia mai nulla. Ci ho provato, mi sono affacciato qualche volta, ho partecipato nel passato, ma poi guarda che cosa mi è rimasto in mano, solo la delusione. È vero, le delusioni nella vita ne capitano tante, ne capitano spesso, tantissime, più di quelle che vorremmo, però è dalle delusioni che dobbiamo rialzarci, è dalle delusioni che dobbiamo imparare, è dalle delusioni che dobbiamo ripartire, è dalle delusioni che non possiamo lasciarci vincere. Tra qualche settimana, tra 60 giorni, quindi ad horas, tra 60 giorni bisogna presentare le liste per le prossime elezioni del Presidente della Regione, del prossimo Consiglio regionale. Tra 60 giorni dovremo avere i nomi delle persone che andranno a chiedere dei voti per chiedere la fiducia, per eleggere un Consiglio regionale, una maggioranza, un Presidente della Regione che dovrà governare questa Regione nei prossimi 5 anni. Non è una cosa che non ci riguarda, non è una cosa che non riguarda, che può non riguardare qualcuno, perché da come sarà governata la Regione dipenderà come funziona lo Zunchen, come funziona l'ospedale di Sorgo, come funziona il centro di Macomer, come funzionano le scuole, se una scuola chiude in un paese, se le autonomie scolastiche si diminuiscono ulteriormente, se questa idea del pensare in maniera diversa a questi paesi, renderli più connessi, più vicini, più inclusi nei processi di sviluppo della nostra regione possa finalmente essere messa in campo. Tutto questo dipende in gran parte dal governo della regione. Non voglio dire che tutto dipende dalla regione, non tutto dipende dalla politica, le cose dipendono anche dallo sforzo che ciascuno di noi compie in un senso di partecipazione comunitaria. Oltre al lavoro per noi stessi, per la nostra famiglia, dipende anche da come lo facciamo bene, come lo facciamo in modo che possa essere anche parte di un percorso che vogliamo fare tutti assieme, perché alla fine si cresce tutti assieme, ci si salva tutti insieme e si sta bene solo se andiamo avanti tutti insieme. Le prossime regionali ci riguardano, e ho finito, e non può essere deciso in una stanza chiusa, non può essere deciso da poche persone, non può essere deciso da dinamiche che a volte non sono nemmeno molto trasparenti, a volte sono incomprensibili, a volte sono persino non del tutto confessabili. Un appuntamento così importante richiede la partecipazione più vasta possibile e noi stiamo cercando di raccogliere una coalizione, io, lui, che siamo qui oggi. Non è che vogliamo spaccare la coalizione, la vogliamo la più ampia possibile, e la più ampia e la più unita possibile, ma l'unità bisogna cercarla tutti assieme, bisogna cercarla ampliando la partecipazione, bisogna cercarla aprendosi, allargando e non chiudendoci ed escludendo. Quella non è unità, quella è esclusione. Mi ricollego proprio a questo punto, cioè il fatto che noi stiamo costruendo dei percorsi unitari, percorsi di collaborazione anche tra mondi che fino all'altro giorno potevano sembrare diversi. Noi, come tutti sappiamo, rappresentiamo il partito della sinistra indipendentista. Finora non avevamo mai aperto un dialogo con il settore diciamo della sinistra italiana, con i partiti che hanno delle segreterie a Roma. Abbiamo deciso di aprire un dialogo sia per, diciamo, in qualche modo costretti dalle dinamiche di una legge elettorale che continuiamo a definire la peggiore d'Europa, la più antidemocratica d'Europa, ma al di là di questi aspetti c'è anche la necessità di ampliare il confronto su tematiche su cui ci possono essere delle sensibilità anche, non necessariamente, ma anche al di fuori di partiti
che esistono solo in Sardegna. Mi riferisco chiaramente non tanto alle dinamiche indipendentiste in sé, ma a quello che è un nostro progetto, un nostro programma, cioè quello comunque di trovare degli spazi per ampliare i percorsi di autodeterminazione. I percorsi di autodeterminazione non sono la proclamazione della Repubblica di Sardegna. I percorsi di autodeterminazione sono delle fasi con cui ci si confronta con la politica e si costituiscono momenti di autogoverno, settori di autogoverno controllati dalla nostra nazione. Noi vogliamo che la nazione sarda progressivamente controlli tutta la sua vita, dall'economia alla socialità, per poi un giorno finire con la politica, che è quella che governerà direttamente, ci auguriamo noi, ma il dibattito appunto è aperto, una futura repubblica. Oggi però siamo in una fase di confronto sulla necessità di acquisire competenze. Renato, il tuo governo, la tua giunta è stata per noi, ma anche per tanti sardi, un esempio di acquisizione di nuove competenze, di valorizzazione di tante qualità della Sardegna. Questo sicuramente ti ha portato anche in scontro con dei poteri che probabilmente non volevano che si costruisse uno spazio di controllo che non fosse direttamente controllato da noi. Ecco, io vorrei che nel dibattito di oggi, che appunto verte sulla Sardegna di oggi e la Sardegna che vogliamo domani, partiamo da questi presupposti. Che cosa di buono è stato fatto e che cosa dovremmo fare ancora? Come diceva un bravo cantante italiano, che era più zoppo di me, e che mi pare abbia cantato anche in sardo, o almeno ha cantato una canzone sarda che tutti conoscete, che diceva radici nel passato e lo sguardo nel futuro. È una frase bella, non capita mai di citare cantanti, però in questa occasione mi sembra interessante. Radici nel passato e lo sguardo nel futuro. Sì, certo, io ho radici in un'esperienza politica di qualche anno fa, ma voglio parlare del futuro, voglio parlare di oggi, delle cose da fare oggi, domani, dopodomani, nei prossimi 5 anni e chi verrà dopo di noi nei prossimi 20 anni. Di questo dobbiamo parlare. Diceva, non vi sembri strano che un partito indipendentista si confronti con una persona che ha esperienze politiche diverse, insomma. Perché lo stiamo facendo? Innanzitutto, forse per una legge elettorale, sicuramente, forse perché comunque si vogliono vincere le elezioni e quindi è utile allargare la coalizione, certamente, ma io credo che sia utile non solo ai fini di vincere le elezioni, ma al fine anche di arricchire di differenze, di riportare a unità una serie di pensieri che qualche volta sembrano non del tutto coincidenti, esperienze, sensibilità che qualche volta sembrano distaccarsi un pochino, però stanno dentro un'unità che per quello che ci riguarda è fatta di amore verso la nostra terra, che vorrei dire amore verso la nostra gente. Questo è quello che ci mette insieme. E in questa coalizione di centro-sinistra certamente è giusto che sia allargata, diciamo, a quello che una volta chiamavamo sardismo diffuso, a quello che si chiama indipendentismo moderno, che guarda alle cose che possono essere traguardate oggi, domani, dopodomani ed eventualmente ancora più lontano. Ora noi possiamo avere un orizzonte lontanissimo, diverso, ma l'orizzonte dei prossimi anni, non dei prossimi 2 o 3 anni, l'orizzonte di quello che riusciamo a vedere anche dei prossimi 10 anni è sicuramente lo stesso. Condividiamo le difficoltà della Sardegna, condividiamo che la Sardegna in questi anni si è impoverita, è tornata nell'obiettivo 1, la Sardegna soffre dalla sanità a tante altre cose. E condividiamo il fatto che, come dicevamo una volta, alla fine o ci aiutiamo da soli o sarà difficile che qualcuno risolva i nostri problemi. Ci possono persino mandare dei soldi, come è capitato,
Però tante volte quando ci mandano dei soldi hanno già un'altra strada aperta per riprendersi loro stessi, per cui entrano e rimbalzano fuori immediatamente se quelle risorse non vengono governate per un progetto chiaro che metta al centro il bene comune, che metta al centro ciò che è utile per la comunità sarda. Ne parleremo nei diversi argomenti oggi. Questa Sardegna ha bisogno di ripartire, prendendosi, non solamente parlando di responsabilità o parlando in termini un po' di valentia, che siamo migliori degli altri o cose. In realtà non abbiamo mai ancora approvato la legge statutaria, quella che dovrebbe essere la massima legge di governo regionale. Decide la forma di governo, decide tante altre cose, non voglio adesso soffermarmi. Per quanto ci riteniamo così a volte proprio sovrani, prepotenti, eccetera, in realtà siamo l'ultima regione che ancora non l'ha approvata. Parliamo dello statuto, ma è uno statuto del 1948 che è fatto per una Sardegna totalmente diversa, una Sardegna in quegli anni che qualcuno dice sembrava l'Africa. È vero, sembrava l'Africa, la Sardegna così come appena uscita dal dopoguerra. Se guardiamo le fotografie dei nostri paesi, delle nostre case, non c'era l'acqua, non c'era la fogna, non c'era la luce, non c'era niente, non c'era un letto spesso, non c'era nulla. Uno statuto quindi rimasto assolutamente indietro e non più adeguato alle nostre esigenze di oggi. Ora abbiamo alcuni pesi che gravano ancora sulle nostre spalle da tempo, di cui sembra che non riusciamo a liberarci e di cui invece bisognerebbe parlare. Abbiamo detto diverse servitù nel passato, magari ne parlerai, ne parleremo dopo. Abbiamo ancora una servitù militare, una servitù dei poligoni, una presenza dei poligoni totalmente abnorme. La Sardegna ha vaste zone del suo territorio dove in tempo di pace spara quasi tutto l'esercito italiano e parti di eserciti persino internazionali. Ora a questa servitù sembra aggiungersi una servitù dell'energia, delle energie rinnovabili. Ci sono tutta una serie di cose che debbono essere governate e sulla quale abbiamo pienezza di condivisione, e cioè l'autogoverno, e cioè essere capaci di badare ai nostri interessi e di difenderli, non distrarci, sapere che i nostri problemi li dobbiamo risolvere da soli e qualche volta, o principalmente da noi se non da soli, e non lasciarci incantare dalle troppe sirene che arrivano, hanno sempre cantato bene, ma poi la sera ci hanno immediatamente lasciato da soli. Una delle più grandi sfide, sia per le questioni delle guerre, sia per tante dinamiche che sarebbe troppo lungo affrontare qui, però nel mondo una delle più grandi sfide sta diventando quella della autosufficienza alimentare. Io mi ricordo che noi abbiamo vissuto in maniera scioccante una dichiarazione dell'allora ministra, mi ricordo tra l'altro neanche il nome, nel periodo del Covid, quando si era deciso insomma di chiudere i porti per evitare gli spostamenti, aveva detto quasi testuali parole: non si possono chiudere i collegamenti per la Sardegna per più di 2 settimane perché ci sarebbero grossi problemi con la fornitura alimentare. Noi siamo una nazione con i giovani che vanno via, con le terre che non sono sufficientemente coltivate, con una potenzialità enorme, la potenzialità del prodotto di qualità, la potenzialità del prodotto genuino, con una storia e una tradizione enogastronomica che
può essere da sola una sufficiente pubblicità per essere lanciata nel mondo, e ci ritroviamo che dopo 14 giorni rischiamo di morire di fame. Cioè, questo significa che sostanzialmente noi siamo ridotti quasi a una colonia alimentare. Siamo ridotti in una situazione di dipendenza totale anche nei bisogni minimi dell'essere umano. Ecco, io credo che davanti a cose incredibili come ad esempio il tentativo della regione di dare le terre di Surighedu nella zona di Alghero, terre che appartengono alla regione, terre fertilissime che tra l'altro sono a riposo da decenni, quindi sarebbero il non plus ultra della... e con tanti giovani che hanno bisogno di lavorare, con tante cooperative di giovani che hanno bisogno di essere aiutate, noi vediamo i giovani appunto che vanno via e poi cadiamo così dalle nuvole e diciamo: come non abbiamo autosufficienza alimentare? Cioè noi non solo non siamo nelle condizioni adeguate per esportare, per essere all'avanguardia, se non in piccole nicchie di prodotto, che però anche questa è una situazione coloniale, perché noi sappiamo che in Africa ci sono dei paesi sottoposti a situazione coloniale dove tutto va a gonfie vele, il giorno che arriva l'animaletto che si mangia le arachidi crolla l'intera economia nazionale perché è basata su un prodotto. Noi non possiamo andare avanti a pecorino, a 3, 4 cose, a 5 cose, il resto siamo fermi. Noi dobbiamo avere una economia completa. Prima ancora di esportare siamo ancora al punto di non riuscire a essere sufficienti a noi stessi. Ecco, quali sono i passaggi per superare situazioni così disastrose? Nei prossimi anni noi avremo un sacco di risorse, per questo che rende anche un po' cruciale questo momento, perché l'ho provato a raccontarlo anche in altre occasioni come queste. Del periodo di programmazione precedente, 2014-2020, la Regione Sardegna aveva di risorse straordinarie, di risorse europee, circa 4 miliardi e 300 milioni di euro. Nei prossimi, nel 2020-2027, ma ormai siamo già al 2023, tra 4 mesi siamo al 2024, quindi nei prossimi 3 anni, forse 4, ne abbiamo non 4 miliardi e 3, ma 8 miliardi e 3, quasi il doppio. Quasi il doppio. E non solo, bisogna considerare che di quei soldi del periodo precedente ce ne sono ancora 2 miliardi e mezzo in cassa. Quindi non siamo stati capaci nemmeno di spendere quei soldi, anzi ne abbiamo la metà lì da spendere in cassa. La Sardegna si impoverisce, ma le casse della regione sono scioccamente piene per 1000 motivi, poi ne possiamo parlare. 8 miliardi e 300 milioni di euro che devono essere spesi secondo le indicazioni europee che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere o abbiamo sentito, no? Che parla di una società della conoscenza, una società più intelligente, più istruita, più scolarizzata, più competente, una società più attenta all'ambiente, più verde. E più attenta all'ambiente vuol dire più attenta all'acqua, più attenta all'aria, più attenta alla terra, più attenta alla qualità del cibo, più attenta quindi alle produzioni agricole sostenibili, più attenta a un'agricoltura che ha diversi obiettivi: procurare il cibo innanzitutto, ma curare il territorio, tutelare il paesaggio, fare in modo che le terre non servano solamente a popolarsi di cavallette perché sono abbandonate o desertificate. Dentro quindi questo progetto europeo, dentro queste risorse europee, ci sono esattamente le risorse del piano di sviluppo rurale, che anche questo oggi si chiama greening, la parola d'ordine dell'agricoltura del futuro, di oggi anzi, è quella del greening, una agricoltura verde, non un'agricoltura necessariamente massificata, fatta di pesticidi, fatta di pericoli per la salute dell'uomo, oltre che la salute della biodiversità, la salute della natura stessa. Quindi quello che tu stai dicendo è esattamente dentro il progetto che noi dobbiamo avere assieme, perché è il progetto coerente, in sintonia con le risorse che ci vengono messe a disposizione. Poi c'è un altro fatto, noi
troppo in fretta abbiamo creduto a questa globalizzazione, no? Per cui vabbè, il grano lo fanno lì, l'uva la fanno lì, i mandarini li fanno in Marocco, le olive arrivano dalla Spagna, insomma noi dobbiamo solamente essere un paese di consumatori, tanto comunque un po' di pensioni ce le mandano e poi vivremo tutti di turismo. Vivremo tutti di turismo, questo è stato lo slogan, quindi di corsa a fare tante case, casette vicino al mare, sembrava una cosa inesauribile, finché ci siamo accorti che le casette non le compra più nessuno e comunque rimangono volte un mese o due all'anno e solo di turismo non si vive. Il turismo ha bisogno di riconoscere comunque la qualità ambientale, ha bisogno di trovare una diversità, una peculiarità, una differenza nel fare un viaggio in casa nostra. Ha bisogno di trovare del buon cibo, ha bisogno di trovare un bel paesaggio agricolo, ha bisogno di tutto. Quindi abbiamo bisogno dell'agricoltura esattamente come dici tu. E dicevo, quella idea della globalizzazione è già sparita. Il grano sembra che faccia fatica a viaggiare, no? Oppure chi ce li ha certi materiali se li tiene, chi ce li ha certe materie prime non le vuole dare più agli altri. Le guerre sembra che ormai si facciano proprio sulle materie prime, sull'acqua. Proprio l'altro giorno stavo parlando con degli stranieri a Cagliari, che mi è capitato rappresentavo dei fondi di investimento dei paesi arabi. Dov'è che stanno investendo? Pure loro comprando terre in Africa. E cioè, prima sono arrivati i cinesi, il fenomeno è conosciuto, quello dell'accaparramento delle terre, no? Si prendono le terre in Africa, le terre buone, e poi non è che facciano lavorare gli africani, mandano i cinesi stesso a lavorare, e poi quel grano, perché in Etiopia si produce grano, quelle materie prime, quel cibo, riattraversa nuovamente il mare e se ne torna in casa di chi sta comprando queste cose. Ora sta succedendo lo stesso con i fondi dei paesi arabi, questa cosa di prendere le terre. La terra è importante, il cibo è importante, e le cose possono succedere all'improvviso. Ma vi ricordate qualche anno fa quando c'era il latte sulla 131? Ve lo ricordate? E chi è che sta buttando il latte oggi? Il latte oggi lo stanno pagando 2 euro al litro. Non lo dicono. Lo nascondono forse un po'. È perché non si sa mai. Però oggi nessuno è lì in giro a bloccare le strade, a manifestare, a mostrare la propria preoccupazione. Perché il cibo buono, il latte buono oggi è pagato come non era mai stato pagato. E questo può succedere, succederà per ogni cosa, e per questo ben vengano le nostre terre e ben venga la capacità di tornare a queste terre, perché appunto non si può vivere confidando che il cibo ce lo mandino gli altri. Se non siamo capaci di procurare il cibo a noi stessi, è una regola dell'uomo antica quanto la storia dell'uomo e di più. Se non siamo capaci di procurarci il cibo non abbiamo un grande futuro. La questione dei trasporti. Però parlami più tu, perché Io già parlo abbastanza, meglio se la questione dei trasporti, diciamo, siamo abituati, o meglio ci hanno abituato a pensare che sia un problema soltanto legato ai flussi turistici, no? Cioè nella mentalità troppo spesso autocolonizzata del sardo medio si pensa ai trasporti come faranno i turisti ad arrivare. La questione dei turisti intanto è una questione importantissima, perché fino a quando noi non saremo padroni dei nostri trasporti non saremo padroni del nostro turismo. È una cosa normale per un'isola, perché chi decide il prezzo dei biglietti decide se il tuo turismo esiste o non esiste, se è competitivo o se non è competitivo. E quindi in questo senso parlare di trasporti in relazione al turismo significa parlare anche di turismo
non semplicemente di trasporto, significa parlare di quello che è la possibilità di fare o non fare un turismo di qualità e un turismo adeguato ai nostri tempi, perché i concorrenti sono tanti e posti belli nel mondo ce ne sono altrettanti. Però c'è un fatto, la questione è anche che i sardi devono vivere il mare come un'opportunità, non come una prigione. Per noi il mare non deve essere un ostacolo, deve essere la possibilità di aprirci a tutto il mondo, invece è sempre più una occasione di prigionia per noi sardi, prezzi inaccessibili, paura del mercato, paura dei giochini delle compagnie, paura di quello che può dire l'Europa, paura di quello che può fare la politica. Siamo in una situazione di costante incertezza che ovviamente genera paura. E non solo, ma i sardi non hanno bisogno dei trasporti, essendo degli isolani, solo per le questioni legate al turismo. Come dicevamo, i trasporti servono a noi sardi, come cittadini di un'isola che hanno bisogno di confrontarsi col mondo. Ecco, a volte ci sono delle questioni che possono sembrare socialmente, diciamo, per le comunità possono sembrare delle cose minori, ma ad esempio dal punto di vista strettamente individuale poter partecipare a un lutto importante è una cosa importante per il singolo. Quando uno viene chiamato, che abita chissà dove, gli si dice guarda che c'è stato un lutto, decidere se puoi tornare o non tornare sono occasioni tristemente irripetibili. E però ci sono anche le questioni legate allo studio, ci sono le questioni legate anche alla competitività dei nostri prodotti. I nostri prodotti come fanno a essere competitivi se vengono costantemente zavorrati da un trasporto che è eccessivamente caro o eccessivamente in ostaggio delle fluttuazioni di mercato? Ecco, io voglio prendere questo argomento perché qui abbiamo un politico che ha dato una risposta a suo tempo e che ce l'ha, diciamo, vogliamo chiedere anche oggi che cosa vuole fare alla luce della situazione odierna, considerando che la continuità territoriale a suo tempo era stata non una strada obbligata verso Milano o Roma, ma se non mi sbaglio c'erano 8 tratte, se non mi ricordo, con tutta una una possibilità legata a tariffe accessibili e vantaggiose per i sardi, ma anche per i non sardi, tra l'altro. Ecco, che cosa è successo nel frattempo? La storia della continuità territoriale in Sardegna è abbastanza recente, è nata nel 2000, nel 2001, con una legge, non mi ricordo esattamente di che anno, il primo firmatario era Antonio Attili, un senatore del Partito Comunista dell'epoca, di Ozieri, che ha scritto la legge sulla continuità territoriale, sul diritto alla mobilità dei sardi e anche sulla assegnazione ai sardi di una certa competenza nel disegnare il sistema di continuità territoriale aerea. Gli ha dato delle competenze, naturalmente competenze che devono essere poi svolte, agite insieme all'ENA, che è l'ente nazionale per il volo civile, e insieme anche alla Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda gli aiuti di Stato. L'Unione Europea vuole che ci sia un mercato il più possibile competitivo, di libera concorrenza, accetta anche che ci siano degli aiuti di Stato in situazioni particolari, però deve essere dentro certe regole. Le prime regole di continuità territoriale di Sardegna le chiamano assegnazione di imposizione di oneri di servizio pubblico, sono state fatte e firmate da Mario Floris, presidente della regione. Era una continuità territoriale, diciamo, dignitosa, estremamente interessante, perché comunque per la prima volta i sardi hanno iniziato a godere di questo diritto della mobilità e quindi a viaggiare a tariffe agevolate verso Roma e Milano. La cosa ha funzionato bene. Quando è capitato a me, dopo qualche anno, io ho usato quell'esperienza
e ho cercato di migliorare, non è che mi sia inventato tanto, sono andato in Europa, ho detto sentite, la nostra società insomma non è legata solamente a Roma o a Milano, noi abbiamo ragazzi che vanno a studiare a Pisa, che vanno a studiare a Firenze, vanno a Venezia, vorremmo avere rapporti con la Sicilia, siamo due isole vicine e quasi non ci conosciamo, insomma abbiamo bisogno di allargare i nostri orizzonti. E lo vogliamo fare perché il diritto alla mobilità non può essere semplicemente espresso con il diritto ad andare in un luogo o nell'altro, perché tanto la vita non ci porta in un luogo o nell'altro, insomma. E quindi decidero la possibilità di allargare gli orizzonti della continuità territoriale, come dicevi, a 8 città, a delle tariffe molto vantaggiose, sono più o meno quelle di oggi, con una differenza, appunto, partendo dall'esperienza degli altri e cercando di migliorare. Nell'esperienza degli altri, gli aerei in continuità territoriale avevano tipo 70 posti in continuità territoriale e gli altri a tariffa piena, per cui se tu non ti affrettavi a comprare quelli a continuità territoriale li trovavi solo a tariffa piena. Il miglioramento che abbiamo portato è stato di dire no, se continuità territoriale deve essere continuità territoriale, non ci deve essere un sardo che chiede il biglietto e gli dico no, sa che c'è, se vuole viaggiare c'è solamente il biglietto a 300 euro, non quello da 50. E quindi questo miglioramento venne apportato e poi dicevano va bene, loro dissero, si discusse, faccio poco storia, si discusse, le tariffe agevolate sono per i residenti in Sardegna, non per i sardi perché sono nati in Sardegna e poi sono emigrati a Firenze, perché dicono in Unione Europea non può essere che questa cosa, il vantaggio è quasi per razza, no? o per origine, il vantaggio è per garantire la mobilità a chi sta vivendo in un'isola, dovunque esso sia nato. Quindi non solo per i residenti in Sardegna, non anche per gli emigrati, anche se qualcuno si dispiace, ma è una regola insormontabile, è un principio insormontabile del diritto europeo. E però un'altra bella notizia, va bene, voi avete la tariffa politica, immaginiamo 50 euro, ma per gli altri non si può dare la tariffa politica agevolata, però comunque il prezzo deve essere ragionevole, non speculativo, massimo 2 volte e mezzo, se era 50, 125, quindi un prezzo ragionevole, ma che serviva a garantire il diritto alla mobilità dei sardi ad un prezzo basso e anche a garantire l'accessibilità alla Sardegna a delle tariffe non speculative. Quelli che sono venuti dopo naturalmente erano molto più intelligenti, hanno detto noi rifacciamo tutto, ripartiamo tutto da capo, perché seguire e imparare anche dalle buone pratiche degli altri è sbagliato. Quindi noi siamo più intelligenti, noi andiamo in Europa, sbattiamo il pugno e quindi chiediamo che la tariffa di 50 euro sia applicata per tutti, nati in Sardegna, residenti altrove, così venire in Sardegna sarà facilissimo e la nostra economia esploderà perché si riempiranno di turisti. Quindi la continuità territoriale, oneri di servizio pubblico immaginati per garantire la mobilità dei sardi, trasformati in uno strumento per rendere più competitivi gli alberghi sardi o i campeggi o le vacanze in Sardegna. Non poteva funzionare e infatti non ha funzionato. È andata avanti per un annetto, poi sono stati bloccati, poi gli hanno chiesto i soldi indietro e da lì la Sardegna non si è più sollevata. Per questo siamo finiti in questo macello, perché ha iniziato Cappellacci, poi ha proseguito, poi è arrivato come si chiama, la notifica la procedura di infrazione, poi hanno messo la multa alla regione che doveva chiedere indietro i soldi dalle compagnie aeree, un macello da cui non si è più tornati indietro e al massimo si passava da un semestre all'altro. Oggi la situazione qual è?
che in Europa si sono talmente stufati delle nostre infrazioni, dell'idea che si va lì, si buttano i pugni sul tavolo, vanno bene giocando a carte, no? Neanche lì tante volte. In effetti viviamo dentro delle regole, bisogna portare dei ragionamenti, bisogna portare delle motivazioni, bisogna portare appunto le proprie ragioni in maniera seria e ordinata. E quindi l'Europa si è talmente stufata che oggi non ci sta dando nemmeno i nostri diritti. Perché? Perché siamo tornati solamente a Roma e Milano e ci hanno detto, sapete che c'è? Il prezzo per i sardi è garantito, ma il prezzo per chi deve venire in Sardegna decide il mercato. Decide il mercato vuol dire che effettivamente chi non è sardo si deve affidare ai santi per trovare un biglietto a tariffe eccessive. E non solo, noi stessi in Sardegna, è vero che abbiamo una continuità territoriale, però è vero che ci hanno ridotto a solo 2 città, ma è anche vero che i voli sono molto diminuiti. Ed è anche vero che io l'altro giorno, per andare da Cagliari a Roma, poiché non c'erano voli da Cagliari, ho preso la macchina e sono andato fino ad Alghero in macchina. Nel 2013, appunto, nell'ottobre del 2013, da Cagliari, che è la città più grande di questa regione, 23. Ci basta ancora. E quindi qui siamo. Quindi bisogna ripartire dalle regole che ci sono. Non è vero che l'Europa è così cattiva. L'Europa è anche quella che ci sta garantendo le risorse di cui abbiamo parlato prima. Sono delle regole, vanno applicate e sono delle regole che garantiscono la mobilità dei sardi, che garantiscono il diritto della mobilità dei sardi, garantiscono anche la possibilità di sostenere la competitività del nostro sistema dell'industria turistica, ma gli strumenti sono diversi. Ne potremo parlare, ma sono diversi. Quello che volevo segnalarti, e tu lo sai bene, è che il nostro statuto del 1948 ci dà della competenza primaria nell'organizzare il trasporto dei tram a Cagliari o dei pullman. Non dice nulla del trasporto aereo, non c'erano quasi aerei, non dice nulla del trasporto marittimo, che sembrava non dice nulla appunto del fatto che siamo un'isola e che se ci togli la possibilità di autodeterminare come uscire da quest'isola, vuol dire che ci stai veramente tappando le ali, ci stai mettendo in una gabbietta. È così chiaro, così semplice, solo che va portato avanti e va declinato bene questo nostro diritto. Ecco appunto. Percorsi di autodeterminazione, percorsi di autodecisione su cui credo che sia facile, meglio, forse non è così facile, però sia possibile trovare unità fra tutti i sardi, indipendentemente da come la si pensi su alcuni aspetti, su alcuni progetti, ma su queste cose, cioè è il destino di tutti noi. Però Pierfranco, vedi, sembra facile trovarci d'accordo e magari io e te e tanti di noi qui siamo d'accordo dire ma questa benedetta tariffa agevolata, i soldi pubblici dobbiamo dare ai sardi che appunto devono andare a trovare un parente in ospedale, viaggiare, studiare, eccetera eccetera, o dobbiamo pagare i turisti per venire a casa? Tu hai la risposta, altri dicono ma no, al primo posto ci sono tutta l'area di alberghi, così rientrano gli alberghi. C'è la politica dietro. C'è la politica e con tutta evidenza ci sono interessi che sono anche molto più grandi della Sardegna. E io penso che ad esempio il progetto che per ora pare che sia, se proprio non si sia arenato, però perlomeno si è avuto una battuta d'arresto sulla questione della privatizzazione degli aeroporti, della conclusione della privatizzazione degli aeroporti da parte di una cordata a cui sono legate tra l'altro banche e così. Cioè
il mantenimento della Sardegna in una situazione di ostaggio di interessi che possono fare il bel cattivo tempo, ma non per il bene dei sardi o per il bene della mobilità dei sardi, semplicemente per una questione economica di alcuni gruppi di potere. Penso che su questo probabilmente dal punto di vista concettuale tutti i sardi sono tutti uniti, la politica non è tutta unita, perché ci sono settori della politica che non rispondono al benessere dei sardi, ma rispondono agli interessi di quel pugno di persone che evidentemente portano avanti certe dinamiche. E da qui mi ricollego a un altro argomento, cioè la questione dell'interesse, e qui entriamo proprio, diciamo, su una delle questioni più caratterizzanti anche della Giunta Soru, ma anche poi di quelle che sono state le tematiche successive dei 15 anni, quanto è passato da 15 anni fa a oggi, cioè le dinamiche legate alla salvacoste, alla tassa sull'uso, eccetera, eccetera, concordate politiche ed imprenditori. Io mi ricordo facevano le manifestazioni, stanno affamando tutti, stanno scappando tutti in Corsica, dove tra l'altro in Corsica nello stesso periodo c'erano tasse di soggiorno esorbitanti. Sembrava che quest'uomo stesse distruggendo la Sardegna. Ancora oggi ne senti per carità, Soru ha bloccato tutto per colpa di Soru e così via. I dati, al di là delle opinioni, i dati ci dicono che oggi, dopo che l'ha spuntata, diciamo, tutto un ambito legato al mattone, ma non al mattone per sviluppo, al mattone fino a se stesso, all'infinito, forse sperando che domani si scoprano altri mondi e quindi ci siano sempre altri posti da notificare, forse un po' troppo lungimiranti per noi, che preferiamo conservarci bene questo. Qual è il risultato? Oggi i dati ci dicono che in Sardegna una casa su 3 è disabitata. Addirittura nel territorio di Olbia è anche più del 33%, mi sembra 36-37% delle case sono vuote. E se voi interloquite con certi ambiti, la risposta è sempre costruire perché bisogna rilanciare la costruzione. Probabilmente ci sono altre strade, che sono quelle della valorizzazione, che sono quelle di proteggere quello che ha costruito il valore in sé della Sardegna, che è il paesaggio della Sardegna. Forse siamo anche stati molto più fortunati per certi aspetti a volte di quello che ci meritavamo, cioè ce lo siamo ritrovati così senza fare niente. Probabilmente bisogna stare attenti, no? Certo, noi non abbiamo alcun merito per la bellezza del paesaggio, della natura, per questa varietà di paesaggi che abbiamo nella nostra regione, a partire dai paesaggi costieri e comunque tutti diversi, dal nord al sud. Noi non abbiamo alcun merito, certamente abbiamo qualche demerito, fin troppi demeriti nel modo in cui troppo frettolosamente l'abbiamo utilizzato. Erano altri tempi, la povertà era anche più diffusa di oggi, il benessere era ancora un miraggio e quindi veniva scontato, immediato, vendere le terre, guadagnare qualcosa, far guadagnare qualcosa al geometra, far guadagnare qualcosa all'ingegnere, far guadagnare qualcosa ai muratori, senza una visione critica di quello che stavamo facendo. Ognuno guardava il suo particolare, ma non c'era una consapevolezza di quello che sarebbe potuto accadere a questi nostri 2000 chilometri di costa bellissimi. E la Sardegna però si è svegliata a un certo punto, ci ha impiegato tanti anni, ma nel 1989 è iniziata la storia della tutela costiera in Sardegna, la tutela delle coste, la tutela della fascia costiera. La tutela delle coste non è nata con la giunta del 2004 e non è nata nemmeno con la legge salvacoste, il piano paesaggistico regionale. È nata con un'idea del 1989, anche in attuazione di una legge nazionale, di studiare
con gli strumenti dell'epoca, la fascia costiera, individuare dei progetti di salvaguardia, avevano diviso le nostre coste mi pare in 25 più o meno ambiti diversi. Gli avevano affidati i progetti a 25 studi professionali diversi, ognuno aveva avuto un suo approccio, quindi non c'era molta coerenza, però questo lavoro è stato fatto, è partito nell'89, nel 93 è stato emesso il decreto dell'assessore dell'epoca e in quel momento è partita la tutela delle coste in Sardegna. Quella legge lì, quel decreto, ha dimezzato le cubature nella fascia costiera. Nella fascia costiera c'erano disponibilità di cubature enormi, calcolate con un metodo assurdo di una cosa che si chiama ancora il decreto Flores, ma erano talmente abnormi quel numero lì che la legge del 93, non la legge del nostro periodo, le dimezzò. Poi per quei piani lì sono andati avanti, sono stati cogenti in Sardegna per parecchi anni, fino ai primi anni del 2000, quando un'associazione ambientalista che si lamentava perché in un certo territorio non c'era abbastanza tutela, abbiamo detto che i progetti erano tutti più o meno diversi l'uno dall'altro, in un certo territorio non c'era abbastanza tutela, sono andati al TAR, al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha fatto decadere quel piano paesaggistico, ma per un cavillo legale li ha fatti decadere tutti. E quindi la Sardegna nel 2000, nel 2001 mi pare, si è ritrovata senza, a tornare indietro agli anni 70, agli anni 80 sulla tutela delle coste. E proprio in quegli anni lì c'era la possibilità di raddoppiare le cubature a Olbia, Costa Turchese, dappertutto, insomma, sembrava il paese di Bengodi, e infatti la Sardegna viveva in quegli anni lì un attacco simile a quello dell'eolico e del fotovoltaico di oggi. Il business allora non era né l'eolico né il fotovoltaico, ma il concetto è sempre questo: andare lì dove sono distratti, portare i soldi, con un colpo di mano incantiamo qualcuno e ci prendiamo tutto. La Sardegna era piena di questi La Sardegna era piena quindi di questi progetti. Il piano paesaggistico regionale del 2004 che cosa ha fatto? Innanzitutto diciamo, il primo provvedimento, che era temporaneo, utilizzava un cavillo della legge che permetteva di bloccare, magari era pensato per dei lotti o per delle zone piccole, noi l'abbiamo applicata a 2000 km di costa, quindi è stata un po' ampia la cosa. E però poi è arrivata subito la legge che ha dato 18 mesi alla giunta regionale per fare il piano, e nel frattempo però si era tornati a dimezzare i metri cubi. Il piano è stato fatto e la Sardegna che vediamo oggi comunque forse non è come la vorremmo, ma certo è molto diversa da quella che sarebbe stata senza il piano paesaggistico regionale, è totalmente diversa. Qualche giorno fa è venuto un architetto, c'era un convegno a Cagliari, e questa signora ha detto: ma insomma, io ho girato le coste della Sardegna, sono belle, sono molto belle, forse del piano, poi sono andato in Sicilia, è terribile, lì sì, forse del piano paesaggistico c'era più bisogno in Sicilia che in Sardegna, e forse in Sardegna, forse anche tutte queste polemiche, forse siete stati troppo anticipatori. Io gli ho detto: se non avessimo fatto il piano paesaggistico allora non ci sarebbe nessuna differenza tra la Sicilia di oggi e la Sardegna. La Sardegna è proprio così. Non posso fare un'analisi che purtroppo tutti conoscono e conoscono anche sulla loro pelle, quindi vado subito al dunque. Soru Presidente, che cosa vuole fare per risolvere i problemi della sanità? Inizia tu a dire cosa sei. Io non devo fare il Presidente, però posso dire quella che è la nostra visione delle cose. La nostra visione delle cose è una sanità
che sia nuovamente funzionale e funzionante, funzionale ai territori, funzionante, cioè che non metta il cittadino nella condizione pressoché obbligatoria di rivolgersi alla sanità privata. E sono quegli argomenti che purtroppo diciamo sono quelle conclusioni a cui tanti stanno arrivando, e non è più possibile chiamarli complottisti quando vedono una regione che spende milioni e milioni per sostenere gli ospedali privati, e però vediamo i bambini che nascono in cunetta. Io personalmente conosco una persona che non è riuscita a salvare la vita del padre semplicemente perché il giorno aveva nevicato. Abbiamo una sanità che sta non solo più chiudendo i reparti, depotenziando, sta chiudendo ospedali, sta lasciando i territori abbandonati. Ecco, che cosa faremo noi? Noi vorremmo che invertire questo tipo di tendenza alla centralizzazione, che non vuol dire rinunciare alla specializzazione, non vuol dire evitare che ci siano le eccellenze, significa che però bisogna anche ricordarsi che la Sardegna, per non essere spopolata, fra le tante cose, ha bisogno anche di servizi che sono essenziali, che sono diffusi, che non possono essere solo in 2 o 3 centri costieri, e se non sei lì vicino, allora peggio per te. Quando ti succede qualcosa, peggio per te che sei lontano e muori. E non è possibile nemmeno che in Sardegna tutto si debba risolvere con gli elicotteri. Noi i centri li mettiamo qui, poi se ti fai male laggiù, allora ti mandiamo un elicottero. Quando è libero, perché a volte deve recuperare un turista che ha mangiato troppo e quindi non è libero per te che hai un ictus. Cioè, queste sono delle dinamiche che stanno diventando, cioè meglio, poi noi, come diciamo, forse hanno preso da noi, a volte abbiamo il riso sardonico su queste tragedie che si abbattono su noi stessi, no? Queste cose grottesche, però c'è poco da ridere. C'è bisogno di qualcuno non di una persona, c'è bisogno di qualcuno nel senso di un progetto politico che voglia invertire questa rotta e che ricostruisca o costruisca per tanti aspetti una sanità che sia gratuita, che sia pubblica, che sia funzionale alle necessità del cittadino. Come fare? Io sì, qualche idea ce l'ho, ci chiediamo, ma insomma, in sanità noi spendiamo già tanti soldi, si spende, come si sa, la stragrande parte del bilancio della regione, probabilmente occorrerà spenderne anche di più, almeno fin tanto che le cose non funzionano. Ma com'è che spendiamo tanti soldi? Comunque abbiamo anche dei bravi medici, ci sono anche delle situazioni in cui si fanno interventi importanti, in cui si hanno dei risultati persino straordinari. Abbiamo le università che comunque educano personale, le lauree brevi per infermieri, fisioterapisti, tecnici di laboratorio di radiologia, che magari poi però vanno fuori perché trovano condizioni di lavoro migliori. Com'è che abbiamo tutto questo e la sanità non funziona? Com'è che non si riesce a regolarlo? Io ce l'ho una risposta. La risposta è che i nostri ospedali, la nostra organizzazione sanitaria, prima ancora di essere luoghi di cura, sono bacini di voti elettorali. È una cosa semplice, quasi imbarazzante da dire perché sembra proprio di rilanciare idee populiste, però è l'esperienza, è la verità. Qualunque ospedale viene visto dalla politica innanzitutto come un bacino di voti, che innanzitutto mi deve garantire la rielezione, innanzitutto mi deve garantire la carriera mia o del mio amico, e poi naturalmente c'è anche il resto, naturalmente, perché altrimenti sarebbe persino peggio. Ma una cosa può fare innanzitutto la politica, lo può fare, lo deve fare,
e i cittadini sardi lo devono pretendere, i medici dovrebbero pretendere, invece gente che ha studiato tanto, si è laureata, si è specializzata, è normalmente diciamo molto più colta anche del politico medio, invece accetta ricatti, accetta imposizioni, vive quasi nella paura, a volte vive sopportando anche attacchi alla loro dignità professionale. Una promessa deve essere fatta, è una richiesta deve essere fatta dai cittadini, liberare la sanità e dargli l'unicamente il compito che ha, quella di curare i malati, quella di salvare vite, quella di prevenire le malattie e di garantire una condizione di vita la più salubre possibile per tutti quanti. Questa è la prima cosa. Va bene, ma oggi ci sono delle urgenze, certo le vediamo tutte, le hai raccontate, le hai iniziate a dire. Innanzitutto mancano i medici, no? E poi voi in questa provincia ne siete testimoni. Più piccolo il paese e più mancano i medici, perché comunque sono situazioni magari un po' più periferiche, qualcuno le chiama disagiate, e magari chi può preferisce comunque starsene in città che nel piccolo paese. Mancano i medici, ma la notizia è che mancano anche a Cagliari e mancano anche al mio paese San Nuri. A Cagliari, dove io risiedo adesso, all'inizio dell'anno il medico mi ha mandato una letterina, la mia dottoressa, e sono in pensione dal 1° gennaio, addio. E ci ho piegato molti mesi per trovarne un altro che mi prendeva in carico. Mesi per trovare uno, e poi alla fine uno che aveva già sforato i 1500 mi ha preso lo stesso, ma per mesi non avevo nemmeno la possibilità di farmi dare una ricetta. A San Nuri è la stessa cosa, per mesi è capitato a un mio familiare e poi finalmente gli hanno dato il medico, gli hanno dato a Villamar, un paese di 3.000 abitanti, più o meno a 15 km dalla Sardegna. Mancano certamente i medici. Perché mancano? Sicuramente perché è stato fatto un errore di programmazione, un atteggiamento orribile, persino criminale, perché comunque ha impattato sulle aspirazioni dei giovani, sul desiderio dei giovani, li ha messo in numero chiuso. Ma noi non siamo nell'Unione Sovietica di 70 anni fa, dove c'era il numero chiuso ed era un privilegio. La Costituzione dice che ciascuno può concorrere insomma, ai livelli più alti di istruzione, persino viene aiutato, i capaci meritevoli sono persino aiutati in questo, ma noi abbiamo detto no, sai che c'è il numero chiuso, evidentemente senza nessuna programmazione, tant'è che oggi non bastano, semplicemente non bastano, non ci sono. Questa è la prima cosa, quindi la Sardegna deve fare una battaglia, è una cosa anche nazionale, ma è ancora, se dobbiamo autodeterminarci, l'Università di Cagliari deve essere in grado di accogliere più studenti in medicina, più studenti in fisioterapia, più studenti nelle professioni sanitarie in generale. Questo è fuori di dubbio. E anche questo non basta per risolvere l'emergenza, ma bisogna per esempio mettere un freno alla fuga dei medici. Tanti medici sardi stanno abbandonando gli ospedali, qualcuno dice ma perché sono un po' avidi, vogliono fare i medici a gettone, guadagnano di più. No, lo fanno soprattutto perché innanzitutto se devono guadagnare di più bisogna anche pagarli di più, ma lo fanno soprattutto i medici ospedalieri guadagnano parecchio di meno dei medici di medicina generale. È chiaro, fanno delle rivendicazioni e quindi che non sono del tutto campate in aria. Ma molti medici abbandonano la sanità pubblica non perché stiano necessariamente cercando più soldi, lo stanno facendo perché si ritrovano in un ambiente di lavoro che non è leale, che non è sano, dove magari qualcuno ha titoli, pubblicazioni, ha fatto ricerche, aspira a fare il primario e si vede passare davanti qualcuno che invece non ha nessun titolo. E se per caso passa quel primario lì, cosa succede a tutti gli aiuti? Non lo riconoscono, non ha l'autorevolezza necessaria per gestire un reparto.
E questa cosa si ripercuote negli infermieri, si ripercuote in tutta l'organizzazione. Ed ecco che la qualità decade. E qualcuno, non solo, semplicemente non riesce a vivere quella situazione. Poi se l'organizzazione peggiora ulteriormente, come in certi ospedali magari l'anestesista arriva solamente una volta alla settimana o 2 volte alla settimana e quindi non si può nemmeno operare, quello lì dice: ma io ho studiato, voglio operare, voglio curare la gente, voglio fare l'ortopedico, non voglio solamente visitare e dire ripassa a farmi 9 mesi. È frustrante. È chiaro che se ne va dove le cose funzionano meglio, perché vuole utilizzare quello che ha imparato al meglio. L'ho già citata questa cosa perché è terribile. C'è un signore, è venuto, per dire la verità, è una persona anche a me molto vicina, è venuto a lamentarsi, dice: sai che c'è? Non hanno ancora nominato il primario, ma hanno fatto facente funzioni in maniera chiaramente clientelare. Nessuno di noi lo reputa all'altezza. Ma non solo, questo qui, siccome è clientelare lui, sta facendo le clientele anche con i medici che gli stanno attorno, per cui fa operare i suoi amici e non quelli che dovrebbero operare, e magari anche i migliori. Cioè siamo arrivati al punto che lotizzano persino la sala operatoria. Persino la sala operatoria è gestita con gli amici degli amici. Allora un medico del genere che cosa fa? Scappa, va via. Quindi la politica sana serve anche a tenere i medici, che altrimenti li fa scappare, così come scappano i talenti dalle imprese gestite male. Voglio dire un'altra cosa: quella famosa dottoressa che mi ha lasciato senza medico di medicina generale sta utilizzando adesso la sua pensione andando a fare i rally in automobile in Africa. Li faceva anche prima. Tu la conosci perché ha fatto anche il consigliere regionale oltre che il medico, ed è un'appassionata d'Africa, insomma è super sana, è più sana di me, è in grado di lavorare. Come lei ce ne sono tanti in giro, no? Che sono andati, vabbè, c'è il tempo per riposarsi, ma in un momento di emergenza come questa quanti sono i medici che potrebbero essere richiamati in campo, che potrebbero voler tornare a lavorare? Non solo, ci sono delle norme che non stiamo facendo lavorare gli specializzanti. Nel passato un medico si laureava e apriva l'ambulatorio nel paese. Oggi un medico si laurea e può aprire l'ambulatorio fra 5 anni, si deve specializzare in medicina generale. Forse non è proprio necessario, quantomeno in un momento di emergenza come questo. E quindi questa cosa si può trattare con un'attenzione particolare e tenendo conto del momento particolare, che è meglio un medico anche laureato solo da 2 anni, piuttosto che nessun medico, io credo. Capita di sentire tante volte nelle chiacchierate, così anche tra amici: ha fatto solo, per carità, ha fatto a Manoa, guarda come siamo ridotti. C'è da dire che, prima di passarti la parola, ci sono multinazionali, specialmente quelle francesi, che hanno gioco facile nell'andare all'assalto, non solo in Sardegna o ovunque, di tutte le risorse possibili e immaginabili. Ma certamente, come dice il famoso detto che l'unione fa la forza, un conto è riuscire a comprare o ingannare o in qualche modo costringere un piccolo comune a giocarsi la sua risorsa, un'altra cosa è fare fronte comune fra sardi e gestire un proprio bene che è fondamentale, perché il diritto all'acqua è un diritto umano, non è una cosa di cui volendo si può fare a meno. Fermo restando che ci sono ancora adesso tanti comuni che gestiscono la loro acqua in maniera autonoma, slegati dalla Manoa, quindi non è che si tratta di un'imposizione. Ecco, a volte sembra che il discorso verta più, al di là di solo o non solo, parlo proprio di Manoa, verta sul fatto che siccome
la scuola che io ho frequentato non era ben organizzata o aveva i banchi tutti rotti o le aule fatiscenti e così via, anziché migliorare la scuola bisogna abolire la scuola perché è una vergogna. Beh, io penso che avere un sistema di questo tipo non significhi abolire questo sistema, perché fanno un grandissimo favore alle multinazionali dell'acqua. Una volta che la prendono non la mollano più, questo potete stare sicuri. E una volta che non la mollano e vi alzano le tariffe, sono quelle e quelle rimangono. Quindi io penso che le cose andrebbero valutate meglio e andrebbe soprattutto separato quello che è una necessità organizzativa che poi fondamentalmente è a favore della comunità sarda. Non è che stiamo parlando di una gestione dell'acqua che ha un vantaggio privato. Però naturalmente non si può neanche trascurare quelle che sono le lamentele, peraltro giuste, di tanti cittadini rispetto alla gestione di questo bene. Impostare bene una cosa non significa che necessariamente poi venga gestito bene. Io non vorrei fare facili assimilazioni su quelle che sono le ingerenze della politica nella sanità e fare quindi un parallelismo, però mi sembra anche difficile non notare che tante cose sono legate esattamente alle ingerenze politiche anche nella gestione dell'acqua. Sì, Pierfranco. 2 secondi. Noi abbiamo, nel passato è stata fatta una riforma in Sardegna di cui io sono molto orgoglioso, io ho aiutato a farla, il merito è di un assessore dell'epoca, si chiama Carlo Mannoni, è un ex dirigente della regione, poi ha avuto un'esperienza da assessore ed è una persona di una competenza straordinaria, oltre che di rettitudine e quant'altro. E aveva un team di ingegneri, di vecchi funzionari e dirigenti della regione, che venivano dal vecchio ente del Fiume Mendoza, che avevano una competenza, una conoscenza del sistema idrico della Sardegna veramente straordinaria. E si approfittò di una legge che all'epoca si chiamava la legge Gallo, che invitava le regioni ad avere cura di questa della risorsa idrica, di una risorsa così preziosa. Averne cura, quindi disciplinare il modo con cui questa risorsa deve essere raccolta, poi distribuita per i diversi usi, eccetera, eccetera. La Sardegna fece una scelta. Innanzitutto dire la Sardegna è una, dobbiamo vivere dentro un sistema di solidarietà regionale. Non è che siamo solidari. Qualcuno ha bisogno di acqua, qualcun altro ha bisogno di legna, qualcuno ha bisogno di cibo, qualcuno ha bisogno di trasferimenti, qualcuno ha bisogno di strade, qualcuno ha bisogno di salute, insomma dobbiamo stare tutti insieme. E quindi, diversamente da altre regioni, in Sardegna si è fatto l'ambito unico. La risorsa idrica della Sardegna è gestita in maniera unitaria in tutta la Sardegna. È stato fatto un passaggio che è stato assolutamente combattuto in tutta Italia dalle organizzazioni dell'epoca a livello nazionale, perché abbiamo istituito pericolosamente un principio che le dighe non sono dei consorzi di bonifica. I consorzi di bonifica magari hanno qualche volta organizzato la costruzione, ma i finanziamenti erano pubblici e sono state costruite a fini pubblici. Ed eventualmente l'utilizzo agricolo è uno degli utilizzi, ma non è il solo, c'è l'utilizzo civile innanzitutto, per bene, quella che ci fa vivere, poi c'è l'utilizzo agricolo e infine l'utilizzo industriale. Ma innanzitutto captarla l'acqua, raccoglierla e raccoglierla negli interessi generali di tutti e tre questi utilizzi e raccoglierla tutta insieme, perché una volta quando manca da una parte può essere utilizzata dall'altra e così via. Quindi oggi si fece la riforma del sistema idrico integrato, un'unica autorità di bacino. Questa autorità di bacino controlla ENAS, gestisce tutte le dighe della Sardegna e tutte le dighe della Sardegna sono intercorrelate e l'acqua si muove a seconda delle necessità. Nei mesi scorsi c'è stata
è mancata l'acqua in molte regioni italiane. I giornali nazionali hanno riconosciuto che in Sardegna non è mancata l'acqua, non è stata razionata, grazie a questa riforma, grazie al fatto che viviamo in un unico ambito regionale, grazie al fatto che abbiamo scambiato dentro un sistema di solidarietà regionale e grazie al fatto appunto che nel frattempo si era investito. C'è la raccolta dell'acqua, le dighe e poi c'è la distribuzione. La distribuzione potevamo scegliere se farla fare a Indosuez, che era una società francese, lui la stava citando, già pronta, e c'era già una società costituita a Cagliari nel 2004 per privatizzare la distribuzione dell'acqua in Sardegna, o non fare nulla o mettere efficienza nel sistema della distribuzione. C'era una società Pianuro, ce n'era una Sassari a Cagliari, ce n'erano più di 100 probabilmente in Sardegna e naturalmente quelle gestioni lì erano largamente deficitarie, le pagavano quei deficit lì, quei costi li pagavano i comuni sono stati alleggeriti da quei costi e sono stati portati tutti in un'unica gestione pubblica, perché i proprietari sono solamente i comuni e in parte la regione. L'acqua è pubblica nelle dighe, l'acqua è pubblica nella distribuzione, l'acqua è totalmente pubblica in Sardegna, diversamente da altre regioni. Ora, a Barò non funziona molto bene, insomma, in quanti comuni però l'acqua non è più razionata e prima veniva razionata? In quanti comuni prima l'acqua era imbevibile e oggi provate ad andare lì vicino a Castelsardo, Valle di Casteldore, dove è stato fatto l'ultimo super potabilizzatore bellissimo che dà l'acqua potabile, sana, pulita quasi in tutto il nord Sardegna. A Cagliari io bevo l'acqua del rubinetto, non la compro, la bevo dal rubinetto e in tanti fanno... non è speciale, è buona l'acqua e si può bere. E questo può accadere dappertutto man mano che si prosegue sugli investimenti. Peraltro gli investimenti di cui parlavamo prima, i fondi del PNRR, in buona parte sono anche consegnati a Vanoa per portare avanti il progetto. Oggi in Sardegna la grande quantità dell'acqua ormai è depurata, nel senso dell'acqua reflua, non viene più buttata, scaricata al mare, a inquinare, eccetera, eccetera. Viene fatta la prima lavorazione ed è depurata. In alcune zone ormai si fa la seconda depurazione affinché vada a essere nuovamente messa in rete per l'agricoltura e per altri utilizzi. E ci sono le risorse effettivamente per fare in modo che non più oltre il 40% dell'acqua, anche per il quale si è speso, potabilizzata, venga poi sparisca nelle condotte ormai vecchie che devono essere sistemate. Ma va sistemata, come dicevi tu, perché se passa il principio che dobbiamo privatizzare, privatizziamo gli aeroporti, l'ospedale non funziona, privatizziamo gli ospedali, privatizziamo l'AST, privatizziamo la scuola, privatizziamo tutto, poi staremo meglio o staremo peggio? Io credo che staremo peggio, credo che abbiamo l'obbligo di far funzionare noi le cose, però una cosa dobbiamo fare adesso, dobbiamo parlare di domani. Io non voglio più parlare della giunta del passato, abbiamo fatto tante cose, sono agli atti, chi le vuol vedere le vede. Cosa dobbiamo fare domani? Io mi ricordo un giorno stavo parlando con questo amico che è pastore e mi ha detto: guarda, sono disperato perché ho un'ernia del disco e però devo ungere a mano, mi sto distruggendo la schiena, sto passando le pene dell'inferno. Io ho detto: scusa, ma perché non usi la mungitrice? E mi ha detto: la mungitrice magari la potessi usare, con quello che mi costa, energia elettrica e tutto quanto, alla fine non ne vale la pena di quello che stai facendo. Noi siamo in una terra dove i pastori non possono accendere la mungitrice perché l'elettricità costa troppo. E però produce energia elettrica senza che i pastori ne abbiano guadagno, senza che i sardi ne abbiano guadagno e ne abbiano un enorme beneficio di centinaia di milioni di euro, persone totalmente sconosciute che non si sono neanche mai viste, hanno la mail a posto.
preparatevi che il vostro famoso paesaggio che tanti hanno cercato di proteggere, da domani potrà essere completamente stravolto a beneficio di altri. Io su questo vorrei chiedere il contributo di un nostro compagno che ha trattato l'argomento in maniera anche approfondita. Si chiama Antonio Fronteggio, è specializzato proprio in questo tipo di argomento. Volevo che desse un contributo e quindi aprisse il dibattito anche su questa tematica che riguarda tutte le comunità della Sardegna. Mi sentite? Sì? Ok, perfetto. Sì, buonasera, mi chiamo Antonio, sono un dottore in gestione della sostenibilità presso l'Università di Leida nei Paesi Bassi, e durante questa esperienza qua ho potuto affrontare un percorso di ricerca sulla transizione energetica in Sardegna, quindi nel campo, interviste, sono andato in diversi comuni in Sardegna, ci sono anche esempi virtuosi di comunità energetiche, non c'è solo speculazione energetica, però tutte queste due cose, cioè le comunità energetiche e la speculazione energetica, sì, hanno in comune un problema, ossia il piano regionale energetico. Cioè la Sardegna da anni non ha un piano energetico regionale serio che possa consentire all'isola intanto di gestire i fenomeni di speculazione energetica di cui tanto si parla, ma poi anche quando sono i singoli comuni che vogliono provare a produrre energia elettrica per conto loro, la burocrazia è incredibile. Io qua vorrei portare un paio di esempi, perché comunque di transizione energetica durante la Comunità se ne è parlato, ma veramente è un argomento che si schianta con un sacco di problematiche sarde, dalla pastorizia, perché ci potrebbero essere sistemi decentralizzati di produzione energetica per aiutare i pastori a mitigare i costi di produzione, anche con contributi a fondo perduto. Ci sono esempi di insomma veramente di governance che però in Sardegna non si sono ancora visti. Quindi io volevo fare una domanda che riguarda fondamentalmente due cose e volevo portare all'attenzione un paio di due casi studio. Prima di tutto volevo chiedere, nella presidenza futura della Regione Sardegna, in che modo si potrà gestire la speculazione energetica? C'è chi fa riferimento al comparto minerario, ossia comparare capitale naturale, sole e vento all'attuale giurisprudenza che consente alla Regione Sardegna di avere competenza in quanto alle risorse naturali, quindi trattarle come risorse che la Regione può effettivamente maneggiare. C'è chi parla di Statuto Sardo, articolo 4E, che dà in teoria alla Sardegna potere di produzione e distribuzione di energia elettrica, però ci sono anche attori all'interno del sistema energetico e su tutti ovviamente, che io quando sono andato nei vari comuni, ho visto ad esempio il comune di Borutta, che nel 2012, quando ancora le comunità energetiche non esistevano, voleva comprare una pala eolica per diminuire lo spopolamento e voleva con l'energia venduta da questa pala eolica poter pagare la bolletta a tutti i cittadini. Questa è una cosa fantastica. Però cosa è successo? La Regione Sardegna ha impiegato ben 4 anni per dare al comune di Borutta le autorizzazioni del caso, e dopo 4 anni quell'energia non aveva più i sussidi che avrebbe ricevuto all'inizio, e quindi cosa è successo? Il comune ha dovuto virare sui pannelli fotovoltaici, e una volta installati i pannelli fotovoltaici Enel ha impiegato tutto il tempo del caso per far sì che questi pannelli fossero connessi e che la comunità energetica fosse effettivamente operativa. E questo non è solo il caso di Borutta, è il caso di Villanova Forro, è il caso di un sacco di altri comuni. Quindi io mi chiedo in che modo la RAS potrebbe veramente non solo aiutare questi comuni che adesso sono da soli, non hanno il supporto di nessuno, ma in che modo può veramente essere l'agente per catalizzare quello sviluppo energetico, per far sì che questo sviluppo non sia soltanto energia verde, sia lavoro, sia una nuova fonte di economia, siano comunità energetiche che aiutano i cittadini a pagare meno in bolletta, quindi gravare di meno sulle nostre esistenze, e così via, e anche rilanciare il comparto industriale sardo, che è sempre in crisi. Questa è una bellissima
bellissima domanda, perché appunto ci porta al tempo di oggi, no? A questo assalto che stiamo vivendo. Pare che ci siano oltre 150 progetti per circa 50 gigawatt di potenza. Pensate che in Sardegna sono già stati installati fino ad oggi 2,5 gigawatt di potenza tra fotovoltaico e paleoliche, che grazie a Dio già si vedono in giro, 2,5, ci sono invece progetti per altri 50, una marea, una cosa enorme. Il decreto Draghi, che è stato scritto totalmente in assenza di collaborazione della Regione Sarda, pur avendone la responsabilità la Regione, pur essendo stata chiamata ad esercitarla per circa 12-14 mesi, non ha risposto alle richieste del governo. Quindi senza contraddittorio loro alla fine ci hanno assegnato quello che secondo il governo romano doveva essere assegnato alla Sardegna. Perché hanno fatto, diciamo, questa imposizione? Perché comunque dentro il progetto dell'Europa della nuova generazione, dell'Europa che deve ripartire dal Covid e dalla recessione, l'Europa che stabilisce un sacco di fondi, quelli del PNRR e poi quelli per la transizione energetica dai combustibili fossili, che in Sardegna riguardano soprattutto la zona del Sulcis, l'Europa dice ci sono tutti questi soldi, sono una montagna per l'Italia, però devi rispettare delle condizioni, devi anche tu partecipare a questa idea europea della trasformazione verde, del Green Deal europeo, lo chiamo. E quindi tra le condizioni, entro il 2030 l'Italia deve crescere di una certa quantità di energia da fonti rinnovabili e deve diminuire di un'altra certa quantità di energia da combustibili fossili, andando incontro a quella che comunque è una regola che sarà rispettata prima o poi del superamento dei combustibili fossili attraverso l'energia da fonti rinnovabili. Questo è possibile naturalmente non perché c'è un decreto legge, è possibile perché le tecnologie sono andate avanti. Prima le pale erano da mezzo megawatt, adesso sono da 3, anzi da 5 megawatt. E quindi laddove ce n'era una che produceva 0,5, oggi 10 volte tanto. I pannelli fotovoltaici prima erano da 30 watt, 40 watt, 50 watt. Quelli che stanno installando adesso sono da 500 watt, da mezzo kilowatt, quindi sempre spazi più compatti, la possibilità di sfruttare meglio la luce del sole e produrre più energia elettrica. Quindi un avanzamento tecnologico che è già arrivato fin qui, ed è tanto se comparato con quello di 10 anni fa o di 20 anni fa, ma che segue una regola per cui sicuramente fra 5 anni o fra qualche anno un pannello fotovoltaico non sarà più da 500 watt, sarà da 1 kilowatt, da 2 kW, perché comunque questa progressione è costante. Così come le tecnologie di captazione del vento, le tecnologie dei rotori che poi utilizzano questo vento e lo trasformano in energia elettrica, anche quelle guadagnano costantemente in efficienza e quindi anche quelle stanno permettendo questo piano ambiziosissimo di superare i combustibili fossili, costosissimi, che non abbiamo, e costosissimi anche in termini di impatto ambientale. Quindi non è un miraggio superare la transizione, arrivare a questa transizione energetica, e non è un miraggio accompagnarla, e dobbiamo però accompagnarla. Il governo nazionale ha detto, alla Sardegna non ha detto dovete fare 50 gigawatt, ha detto ne dovete fare altri 5 da qui al 2030. Quindi il nostro obbligo è di farne altri 5, almeno altri 5, poi naturalmente se ne facciamo di più loro sono contenti, ma noi dovremo fare quello che serve a noi, no? E quindi innanzitutto calcolare quello che serve a noi. Gli ingegneri l'hanno calcolato, sono 12 miliardi di gigawattora. È un numero un po' strano, comunque sono 12 miliardi di gigawattora.
Per produrli non serve tutta questa marea di pale di fotovoltaico. Per produrli ne servono appunto 6-7 gigawatt di potenza installata tra eolico e fotovoltaico. La potenza installata, permettetemi, è un po' di più perché come sappiamo i pannelli e l'energia eolica non funzionano 24 ore al giorno come le centrali tradizionali, funzionano per meno ore, 1500-2000 ore all'anno, e quindi ce ne vuole un po' di più per garantirlo. E poi ci sono i bacini, il Taroro, altri che fanno da magazzino dell'energia. Quando c'è troppa energia pompa sull'acqua e poi ritorna, e ci sono anche altri bacini che possono essere costruiti in Sardegna. E poi adesso ci sono le moderne tecniche di immagazzinamento dell'energia. L'Enel ne sta facendo una grandissima lì a Codrongiano, probabilmente la più grande d'Europa, è proprio un progetto di ricerca di sistema di accumulo di energia elettrica. Allora, noi abbiamo calcolato l'energia, il numero di kilowattora, di gigawattora che ci servono, abbiamo calcolato qual è la potenza che serve e dobbiamo decidere quindi quanto ne vogliamo fare a beneficio di chi. Per me e per te e per tutti noi credo che sia chiarissimo, a beneficio di chi? Ma io credo che la Regione debba fare innanzitutto quello che in tanti di noi hanno fatto. Se abbiamo un tetto in casa, ci ha aiutato magari il governo anche recentemente, ci abbiamo messo i pannelli fotovoltaici, abbiamo cercato o di azzerare la bolletta o quantomeno di renderla molto modesta. E quindi se una famiglia può mettere i pannelli fotovoltaici in casa o un piccolo artigiano può mettere i pannelli fotovoltaici nel suo capannone, è chiaro che la pubblica amministrazione deve attrezzarsi degli impianti di energia rinnovabile, che non significa necessariamente nel tetto del comune o nel tetto dell'ospedale. Può farsi un impianto laddove deve essere fatto, ma quella produzione serve ad azzerare la bolletta della pubblica amministrazione. O quella produzione serve a rendere più competitive le imprese in Sardegna e fare in modo che possano essere più efficienti, possano occupare maggiori persone, possano pagare meglio e così via. Ma il tema delle comunità energetiche, quell'energia deve servire ad abbattere il costo delle famiglie. Quell'energia è un bene comune, è sole e vento che passa sul tetto di tutte le nostre case e tutti dobbiamo essere messi in condizione di poterla utilizzare. È una grazia che abbiamo, che ci sta capitando, è un grande capovolgimento, diciamo, del paradigma dell'energia, questa energia che è sempre stata costosissima, che nel passato ci ha lasciato a piedi, questa energia che veniva razionata. Oggi le tecnologie ci stanno dicendo: sapete che c'è in Sardegna, noi possiamo uscire da questo condizionamento, e quindi deve essere al servizio delle famiglie sarde, di quelle che si sono potuti permettere di fare un impianto, oppure della comunità energetica che è riuscita a funzionare perché magari c'è stato un sindaco più attento, più lungimirante, ma deve essere messa al servizio anche di chi non ce l'ha fatta e anche delle comunità più piccole che non sono state capaci di attrezzare. Deve essere messa al servizio di tutti quanti. Io credo, l'ho scritto, l'ho detto, lo ribadisco, la Regione ha la responsabilità, è un crimine non farlo, di costituire subito la comunità energetica regionale. Deve produrre l'energia per se stessa, deve produrre, che alzerarsi la sua bolletta elettrica, e quei soldi possono andare negli ospedali, possono andare nelle scuole, possono andare nel trasporto pubblico locale, possono andare a tanti altri servizi e soddisfacimento di tanti diritti che ancora rimangono non soddisfatti. Una comunità energetica regionale che soddisfi gli interessi, le necessità della pubblica amministrazione regionale, che soddisfi e agevoli, permetta di abbattere il costo della bolletta di tutte le famiglie sarde, è ancora capacità al servizio della competitività delle imprese. Poi se ne rimane vediamo qualcosa anche agli altri, ma se ne rimane. Ma prima io credo che abbiamo il dovere, e il dovere
il diritto, proprio in maniera naturale, non è una prepotenza, non vuol dire noi in domo mio comando Deo, non è proprio quello, è il fatto che questo vento e questo sole passa sopra di noi e non lo possiamo utilizzare all'infinito, perché non possiamo trasformarla nell'ennesima servitù di chi viene oggi a fare questo perché ha capito che qui si possono fare un sacco di soldi. Deve essere fatto nella quantità giusta, quella che serve ai nostri interessi, quella che ha una ricaduta immediata su di noi, quella che non compromette altri valori che comunque sono importanti, il paesaggio, l'utilizzo agricolo, le vocazioni diverse dei diversi territori, la bellezza di alcune del paesaggio della Sardegna. Quindi il piano energetico regionale in Sardegna c'è, e termino su questo. Il fatto è che non avendo una legge statutaria, e torniamo, le leggi servono, perché senza le leggi tutto è fragile. Non si sa chi deve approvare i piani in Sardegna. Non si sa se hanno effetto di legge e di regolamento. Se un regolamento lo deve fare la Giunta, se una legge lo deve naturalmente approvare il Consiglio regionale. Per cui le Giunte approvano questi piani che però sono zoppi, perché non sono cogenti, perché non sono approvati sotto forma di legge. Allora chi viene dopo ne fa subito un'altra e poi un'altra ancora. E chi lo deve applicare non si sente obbligato perché non è una legge. E quindi bisogna fare un piano energetico regionale, così come bisogna fare un piano di gestione dei rifiuti, così come bisogna fare tanti altri piani in Sardegna e dargli forza di legge. Ma questo fa parte di un pezzettino della riforma della regione che è necessaria e che bisogna fare subito. Man mano che si sviluppa il dibattito adesso sì, certo. Ho già qui anche una domanda. E poi dobbiamo anche darci un'ora, perché altrimenti loro scappano. Certo. Dicevo, mano a mano che andiamo avanti, dal dibattito emerge che poi alla fine la soluzione ai nostri problemi sostanzialmente è quella di poter gestire i nostri problemi, poter costruire noi la soluzione ai nostri problemi. Come diceva giustamente Renato all'inizio del discorso, non viene nessuno a salvarti, non viene nessuno a risolvere i tuoi problemi, ti devi organizzare tu per risolverli. E questi sono i passaggi di autodeterminazione, i passaggi di autogoverno di cui parliamo. E sono i passaggi che dicono che se vuoi gestire l'acqua ci devi pensare tu, devi essere tu a migliorare l'acqua. E lo stesso discorso, come vediamo, vale per l'energia, lo stesso discorso vale per la sanità, lo stesso discorso vale per l'urbanistica, idem per tutte le dinamiche legate al mondo dell'agricoltura e della pastorizia. Cioè sostanzialmente la risoluzione dei problemi della Sardegna è in mano ai sardi stessi. Io mi ricollego a questo anche prendendo spunto da una domanda che è stata mandata da uno dei presenti, che riassumo insomma nell'insieme sul fatto che chiede a Renato Suru rispetto a quella che era stata la proposta di Sardegna Possibile nel 2014, che era stata diciamo contrastata, era stata avversata sia dall'ambito del centrodestra sia dall'ambito del centrosinistra, se oggi alla luce poi di quello che è stato i risultati conseguiti anche in negativo dalle giunte successive, quindi dalla giunta Piglia e dall'attuale giunta Solinas, se non pensa Renato Suru che sia stato sbagliato qualcosa, che probabilmente si sarebbe potuto capire l'importanza di un certo tipo di impostazione, di proposta politica già da allora, che probabilmente avrebbe evitato tanti problemi che oggi stiamo vivendo. È una bella domanda, è un peccato solo che la persona interessata non ci sia più e quindi facciamo un applauso a Michela Murgia che non ci sia. La persona Michela non c'è più e sarebbe stato bello parlarne insieme a lei, perché
la stessa domanda si sarebbe potuta fare entrambi, in che cosa abbiamo sbagliato. Michela non c'è più, però magari c'è qualche anche illustre cittadino nuorese che al tempo le era vicino, le era molto vicino, la sosteneva, un intellettuale come lui, con cui naturalmente parlavo e con cui abbiamo fatto politica spesso insieme. L'idea di Michela era estremamente avventurosa, no? Ha lavorato con la sapienza che gli riconosciamo, ha animato i territori, ha fatto tanti incontri, ha ascoltato tanta gente, veniva anche ad ascoltare me qualche volta, e poi ha cercato di fare una sintesi di una Sardegna possibile. Sì, anche a me è capitato di usare questa parola, di una Sardegna possibile, è vero, c'è una Sardegna possibile. Ma una Sardegna è possibile, questa Sardegna è possibile se siamo in tanti, se siamo in tantissimi, se siamo il più possibile in tantissimi e soprattutto se non ci accontentiamo di testimoniare ma vogliamo invece sporcarci le mani, no? A che serve tenerci le mani pulite se poi non le adoperiamo e ce le abbiamo in tasca? Quindi, sporcarsi le mani vuol dire uscire dall'idea, no, siamo solamente tra di noi, duri e puri, no, noi con quelli non ci mischiamo, e con quelli altri non ci mischiamo, quelli no, per carità, no, quelli nemmeno. Ma se siamo duri e puri, ma siamo pochi, avremo le mani pulite, ma queste mani saranno inoperose, non riusciranno a fare nulla, non conquisteranno il governo. Michela avrebbe potuto fare le primarie del centro-sinistra, mentre oggi le primarie del centro-sinistra sembrano un po' chiuse, ma questa è un'altra storia, io credo che si faranno, e sono qui perché si faranno, e se ci siete anche voi si faranno. Michela avrebbe potuto fare le primarie del centro-sinistra e le avrebbe vinte. E forse avremmo avuto una storia più bella, sicuramente. E quindi io non voglio anche imparare da quell'errore. La testimonianza è molto bella, ma serve poco. O meglio, serve, certo, ma processi troppo lunghi e la condizione è troppo difficile, troppo pesante. Non abbiamo tutto questo tempo, dobbiamo agire ora. E quindi dobbiamo stare insieme, dobbiamo stare in una coalizione larga che tenga conto del sardismo diffuso, dell'indipendentismo, che tenga conto anche di visioni un pochino più di centro, e anche loro dobbiamo trovare la forza di persuaderli, di dire che c'è una Sardegna possibile, che è diversa e che è molto più vicina di quanto si pensi, di quella che sta a cuore anche a loro, che apparentemente distanti. Quindi c'è una Sardegna possibile, condivido totalmente con quella impostazione, condivido con molte delle cose che diceva Michela. Oggi molte cose sono anche cambiate perché il mondo è cambiato, certe cose che all'epoca sembravano quasi originali anche prima, il valore dell'istruzione, il valore dell'ambiente, il valore dell'inclusione sociale, certe cose sembravano quasi dello snobismo o pensieri elitari. Oggi sono la necessità del pianeta, oggi sono il pensiero dell'Europa, ora sono il pensiero degli stati che avanzano, dei paesi che crescono più velocemente di noi. Oggi sono l'opportunità di cambiarla davvero radicalmente la Sardegna. Per cambiare la Sardegna all'inizio del Novecento era difficilissimo. Ci volevano capitali, persino spostare un pezzo un mucchietto di sabbia, ci voleva una giornata di lavoro ed era difficile veramente campare una famiglia. Oggi i capitali hanno molto meno valore rispetto al valore del sapere, della conoscenza, del saper fare, della creatività, della valorizzazione della cultura, del sapere anche materiale. Di tutte queste cose oggi sono molto più importanti delle risorse finanziarie. E oggi in Sardegna stanno arrivando più risorse finanziarie, ma molte di più,
di quelle che sono state all'origine del sogno, del mito quasi fondativo della regione, che è il piano di rinascita. Oggi ne stanno arrivando 2 o 3 di piani di rinascita e stanno arrivando in una situazione che noi possiamo gestire molto meglio e molto più direttamente rispetto al piano di rinascita che comunque c'era stato consegnato in gran parte dalle partecipazioni statali e dalla politica dell'epoca. E lo possiamo vivere anche in un momento in cui quello che conta non sono le nostre braccia, quello che conta sono soprattutto l'intelligenza di questi ragazzi che sono qui e che hanno avuto genitori che hanno avuto la pazienza di mandarli a scuola, loro che hanno avuto la pazienza di rimanerci, bravi professori, bravi tutti. Voglio dire una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Il progetto per la Sardegna è di autodeterminarci sulla cosa più importante, sull'istruzione. Noi dobbiamo autodeterminarci. Dal 2000, dalla riforma del famoso titolo V della Costituzione, le regioni, diversamente da quello che accadeva nel 1948, le regioni hanno potere concorrente nella scuola. Noi ci siamo abituati, siamo cresciuti, diciamo, nel dopoguerra, quando la scuola era dello Stato, era poca. Tra San Luigi e Cagliari l'unico liceo era nel mio paese ed era dei preti. Le uniche scuole materne, lo ricorderete, erano delle suore quando c'era. Scuole medie superiori non ce n'erano quasi da nessuna parte. Insomma, noi abbiamo conosciuto quel mondo lì. Era lo Stato che pagava i professori, che decideva sui libri, decideva le materie scolastiche. Qualche volta si è dimenticato anche di raccontarci un po' di storia sarda, un po' di lingua sarda, di raccontarci dell'ambiente sardo, ci ha fatto vivere come se fossimo un po' spaesati, se non vivessimo in mezzo a questa natura, in questo ambiente tutti i giorni. E quindi ci siamo dimenticati di una cosa, che oggi è responsabilità anche nostra la scuola. E mentre ci impegniamo in tante cose, non ci stiamo impegnando abbastanza nella scuola. La Sardegna ogni anno fa leggi, leggine, sempre meno, sono sempre più, diciamo, pezzetti francobolli che si mettono in leggi omnibus che passano e che tutti vogliono acchiappare per mettere il loro particolare. Noi non abbiamo ancora la legge sulla scuola. La Sardegna deve avere la legge sulla scuola. Avere una legge sulla scuola vuol dire che il dimensionamento scolastico all'inizio dell'anno lo facciamo insieme e non alla fine l'assessore di turno dice ah no io mi incateno, ah no mi faccio questo, vado a Roma, mi incateno. Non ti devi incatenare, devi approvare la legge sulla scuola. Deve approvare la legge sulla scuola e poi abbiamo il diritto di decidere assieme il dimensionamento scolastico, le autonomie scolastiche, l'utilizzo anche delle aule scolastiche, possiamo decidere assieme le materie integrative e possiamo decidere assieme una cosa che mi sta molto a cuore e che voglio dire. Uno prima mi ha detto, bello, diceva, bello comunque questo posto. Ho detto, sì, doveva essere un centro sociale, l'unica cosa aperta è il bar. Perché lo cito? Perché nei paesi della Sardegna, purtroppo, voi lo sapete almeno quanto me, il pomeriggio c'è una piazza vuota, l'unica cosa aperta sono i bar. Il centro sociale si è aperto qui, ma ci sono sicuramente altre strutture al muro, ora non è questo il tema. Ma abbiamo tantissimi paesi della Sardegna dove effettivamente questi ragazzi non sanno dove andare al pomeriggio. Abbiamo una scuola con un tasso di abbandono enorme, chi ci rimane sta imparando poco, le statistiche si chiamano i dati invalsi o gli Ocse Pisa sono terribili per noi, alla fine si esce, la capacità logico-matematica è bassa, la capacità di comprendere un testo scritto, le università si lamentano della qualità degli iscritti al primo anno, dicono quasi dobbiamo fare dei corsi di ripetizione in certe materie. E allora ci
ci sono un sacco di ragazzi che si sono persi, non sono a scuola, non sono in formazione, non sono in training, non sono al lavoro. Allora, aprire le scuole, investire nell'aprire le scuole della Sardegna il pomeriggio, che funzionino scuola aperta il pomeriggio. I ragazzi magari all'inizio non ci vanno, però se sanno che c'è la possibilità di recuperare, che c'è la possibilità di imparare meglio e di riprendere un cammino ordinato, un percorso scolastico, se si sono persi e se si riesce a recuperarli. E se poi questa scuola, anziché essere solamente di materie tristi, è una scuola dove si può andare a imparare a fare foto, a imparare col cellulare. Prima, oggi c'erano tutte, sono delle macchine fotografiche pazzesche. Imparare a utilizzare quelle macchine fotografiche, impararle bene, imparare a fare video, imparare a montarli, imparare a suonare uno strumento, imparare la musica digitale, imparare la creatività, imparare a stare su internet in maniera ordinata, cioè capire i pericoli del ciberbullismo, i pericoli della cyber security, i pericoli legati alla insensibilità per il valore della privacy. Cioè ci sono tante cose che possono richiamare i ragazzi e che li possono... Il sindaco di Nuoro, vabbè, se no male che ho parlato bene di Nuoro, allora dici qualcosa. Quindi qualcuno qualche volta dice, ma tu che cosa faresti per questa zona? Metterei tutti i soldi nella scuola, ne metterei il più possibile, perché noi dobbiamo uscire dalla povertà, dobbiamo guardare la povertà di oggi, la dobbiamo alleviare, ma dobbiamo fare in modo che non ci sia la nuova povertà, che chi nasce oggi o chi sta crescendo oggi non conosca la povertà che la Sardegna ha conosciuto. E l'unico modo è crescendo il livello di competenze di qualunque tipo. Il tempo stringe, quindi io darei spazio a un paio di domande, 2 o 3 domande, poi anche perché poi diventa... quindi Mattia, non so se hai già... perché nel frattempo alcuni hanno chiesto la parola. Buonasera, mi chiamo Arianna, faccio parte del territorio nuorese e la mia domanda riguarda proprio la sanità nuorese in un'ottica futura, e cioè che idea e se c'è l'idea dell'asse relazionale tra la sanità nuorese, le sue condizioni e il Materolbia, perché guardi, la sanità nuorese è diventata disagiata e non lo era perché aveva un fiore all'occhiello che era l'ospedale San Francesco, e c'è stata una volontà politica, a mio avviso, di metterla in questa condizione, di dirottare delle risorse economiche e quindi impoverire da un punto di vista della salute l'intero territorio. E quindi volevo chiedere che idea ha riguardo al momento e anche in un'ottica futura. Grazie. Tanto, Matti, Matti, fai una cosa, fa una serie di domande e poi rispondiamo tutti quanti. Mi presento, io non sono un amministratore delegato di quelle multinazionali che vogliono mettere i pannelli fotovoltaici e tantomeno di quelle che vogliono mettere le barre eoliche. Sono semplicemente un ex operaio di Ottana. Nel 2004 io mi presentai a Ottana in piazza San Nicola, dove venne Renato Solo per fare un suo intervento per la prima campagna elettorale candidato a governatore. Ti ricordi? Posso darti del tuo, Renato? Volentieri, prego, volentieri. Perché la volta quasi finito. Ricordi cosa è successo a Ottana? Ma non eri tu? Non ero io, era un mio compagno. Ma io imparo, non sembra. Allora, si presentò un lavoratore di Castellazzone e pretendeva che Renato gli firmasse una cambiale, nel senso che
tu mi firmi la cambiale, se diventi governatore, c'è tutte queste storie qui. E Renato non la firmò quella cambiale in bianco. Oggi Renato si sta candidando di nuovo per fare il governatore e la cambiale la firma con tutti i sardi. Io ringrazio Pierfranco, gliel'ho detto prima che iniziasse questa riunione, dell'opportunità che dà a tutti noi di partecipare a questa discussione in cui Renato Soue, lui anche per quanto riguarda... È un merito di Libero. Io mi sono prestato. Ho fatto tutti i rappresentanti di Libero, io ringrazio lo stesso. E stavo dicendo, il problema oggi, secondo me, è molto semplice. C'è una domanda alla quale bisogna dare una risposta. Io parlavo con alcune persone stamattina durante il presidio, quella manifestazione sulla sanità che si è tenuta lì a San Francesco, dove sono intervenuti i disperati, coloro che vivono sulla propria pelle il dramma della sanità di cui si è parlato prima. E a questi bisogna dare una risposta che non sta venendo dal campo largo, quello che viene chiamato il campo largo. Ancora io personalmente non ho sentito una proposta da parte di questi, probabilmente perché il campo è così largo e così vasto che non riescono a comunicare da una parte all'altra del campo. Questo deve essere, a mio avviso, la spiegazione, perché altra non me ne do. Ho chiesto a Pierfranco cosa avete deciso oggi, perché tu fai parte di quel tavolo. Avete deciso di rinviarlo. La cosa del rinvio sta andando avanti da alcuni mesi, va bene? I sardi non possono aspettare anni per avere un'indicazione, per capire qual è il progetto. Oggi è stato illustrato da Renato in alcune parti, ma io ho sentito gli interventi che lui ha fatto a Oristano, a Sassari, a Santo Lussurgio e così via, a Cagliari, va bene? Scusa? A Santa Lussurgia era un'altra persona. Comunque i tuoi interventi li ho sentiti tutti e nei tuoi interventi c'è un progetto. Quando tu parli di spopolamento lo motivi, dici quali sono le ragioni per cui i giovani se ne vanno. Io negli anni 2000 ho viaggiato spesso e mi sono incrociato con i ragazzi di 18, 20, 22 anni che facevano parte di Erasmus all'aeroporto di Alghero, mezzo aereo, era per conto loro, a Cagliari andare a Francoforte, uguale. Oggi a questi ragazzi, quando prendono l'aereo per andare fuori, non tornano. Mia figlia manca dal 2000, praticamente non è più tornata in Sardegna e non tornerà. Perché qual è la prospettiva per i ragazzi che sono andati fuori per tornare qui? Qual è? Sapete quante volte mi dice io vorrei tornare qui perché l'ambiente che c'è sapere non c'è a Colonia in Germania, non c'è. A me mi ammazza solo vedere il cielo che è sempre grigio. In Sardegna noi abbiamo un bene che quello che veniva detto prima, abbiamo un bene prezioso che è l'ambiente, che è il sole, che è la natura, tutto quello che respiriamo e ce lo vogliono coprire. A Ottana c'è una prateria di fotovoltaico, una vergogna. Sapete quanta gente ci lavora? 4 o 5 persone, non di più. Però chiudo perché il tempo stringe. La domanda che voglio fare a Solo è questa. Renato, molti mi chiedono perché Solo scende di nuovo in campo. Qual è la motivazione vera? Grazie. Vi chiedo di essere veramente velocissimi perché altrimenti diventa... Sì, allora la mia domanda sarà molto breve. Mi chiamo Mirko e per la prima volta non ho provocato. Allora, la mia domanda è la seguente.
cosa si intende fare per quanto riguarda le province che sono commissariate da anni eppure continuano a mantenere competenze molto importanti, quali ad esempio l'edilizia scolastica? L'edilizia scolastica è un settore, per fare capire l'importanza, il solo liceo Fermi di Nuoro conta 1500 alunni, altre scuole di Nuoro contano quasi 1 migliaio di alunni, e questo solo nel territorio comunale nuorese. Quindi la mia domanda è appunto cosa si intende fare per quanto riguarda le province? Abolizione, tenerle come sono, oppure rinnovare il sistema di formazione degli organi provinciali? Saluto a tutti, abbiamo tutti da parlare. La Coppa Storia partecipa al prossimo mondo indipendentista. Renato Soli iscrivono sempre, non si vistono in prospettiva. Però la Sardegna tiene il problema serio di contingenza. Ecco, io l'agenzia un esempio, tra 3 domande mega veloce non deve essere. L'agenzia vende Sardegna come un paradiso. Invece noi stiamo chiesti un territorio appunto inquinato, si radioattività, si base militare, si carburante. Poi ci leggino sulla porta per non fare, questo inquinato. Chi te vuole dare Renato Soli sopra questo inquinamento? È un inquinante pure palla eolica e pannello solare, molti sono inquinati. Questo è in grado Renato Soli, presidente di Sardegna, e pone fine a questo inquinamento, va assumendo di cominciare la bonifica di questo sito. Mentre lo pastore, questo è il centro di agricoltura, ma mi risolvo. Questa azienda in sofferenza, tenuto 100 milioni di posti in asta e quasi oggi poco di strato. Questo è un progetto di 800 milioni. Poi in campo 100 milioni sono queste aziende che sono produttive. Questo è un progetto del nostro presidente di Sardegna. Poi il nostro Soli stiamo sempre di Sardegna a livello politico, economico e sociale a livello internazionale. Ma grave. Lui di Sardegna è una nazione, no? Insomma, un momento di sperego. In che te pone la Sardegna è nato solo per gli scenari internazionali, Ucraina, Russia, Israele e Palestina. Proviamo a rispondere alle domande, poi magari ci prendiamo 2 minuti tu e io per concludere questa bellissima. Sì, poi vado avanti 3 minuti. Prego, decidete. Ah, ecco, sì, ma pensavo che fosse andato qui. Prego. Facciamo adesso? Sì. Grazie per averci ospitato. Buonasera a tutti, benvenuto a Renato Soli nella nostra città per questa tappa importante per la quale appunto bisogna, Francisco prima, ringraziare Liberu e Franco perché ci hanno dato l'occasione di stare insieme a parlare oggi di politica e di prospettive per la nostra Sardegna. Io voglio fare un ragionamento molto semplice e chiarire quello che è il mio punto di vista, che Renato e anche Pierfranco conoscono bene. Ci apro più alle regionali. Abbiamo un obbligo morale, un obbligo etico, che è quello di ingaggiare la comunità nel costruire un progetto per la Sardegna del futuro, per la Sardegna che vogliamo. Secondo voi, l'ingaggio della comunità affinché sia soddisfatta l'aspettativa che non vada a votare
il 45% della popolazione che ne ha diritto, ma perché ci va del 60, il 70, il 75%. Secondo voi le decisioni del nostro campo politico possono essere prese nella stanzetta qua dietro o devono essere prese qua? Cosa ne pensate? Allora, qua bisogna uscire dagli equivoci e bisogna dire con chiarezza che non solo per individuare il leader, il candidato presidente, ma per costruire un progetto che sia aderente alle nostre necessità, che sia compatibile con le nostre aspettative, che sia un progetto visionario e pragmatico allo stesso tempo per il futuro, per traghettare la Sardegna nel futuro e dare le risposte a tutti i temi che sono stati qui trattati e a tanti altri in una visione organica. Lo dobbiamo fare insieme, lo dobbiamo fare pubblicamente, lo dobbiamo fare in piazza, lo dobbiamo fare nei teatri, lo dobbiamo fare nei centri culturali. Non possono decidere una piccola oligarchia di persone, magari a Roma, cosa dobbiamo fare noi. Perché io personalmente a questo non ci sto. Io appartengo a un campo politico e questo campo politico si deve contraddistinguere per questa coerenza con la sua storia. Per cui Renato Soru ha chiesto a gran voce le primarie. E queste primarie, come si dice in sardo, chi sarsene o sappassene, le devono fare, bisogna farle, c'è il tempo, le elezioni sono il 10 marzo, c'è tutto il tempo perché i candidati, chiunque essi siano, si confrontino in piazza e raccontino alla comunità, al microfono così, parlando poi dopo gli incontri, che cosa si vuole fare, perché si vogliono fare delle scelte sulla continuità territoriale o sulla sanità piuttosto che altre, perché si vuole la legge sull'istruzione di un certo tipo invece che di un altro, cosa si vuole fare sulla ricerca, cosa si vuole fare sulle pale eoliche che ci stanno disseminando, di cui ci stanno disseminando la nostra bellissima isola. Ecco, io sono voluto intervenire per questo, per rafforzare il concetto che Renato sta portando avanti. E secondo me con questa strategia si vincono le elezioni. Non si vincono le elezioni con gli accordi di retrobottega. Velocemente proprio a rispondere alle domande sulla sanità nuorese, che cosa si intende fare. La mia idea è, intanto io sono per la sanità privata, ha citato il Materol, sono per la sanità privata, scusate, sono per la sanità Abbiamo parlato troppo. Sono per la sanità pubblica, penso che la sanità pubblica possa essere gestita meglio e possa dare un servizio adatto a garantire la salute pubblica. La Sardegna ha una tradizione di sanità pubblica e ha contenuto gli investimenti nella sanità privata. Fino a qualche anno fa la sanità privata valeva circa 100 milioni di euro, 110 milioni di euro, non di più, su un bilancio di circa 3 miliardi di euro, quindi era una cosa effettivamente piccola. Avevamo un modello che guardava alla sanità pubblica e non alla sanità privata. Qualcuno lo contestava, qualcuno portava anche in Consiglio regionale il modello lombardo, il modello della grande efficienza di altre regioni in cui la sanità era per lo più privata. Abbiamo visto che forse non era abbiamo visto cosa c'era dietro e abbiamo visto che non era quella la strada. Vero è che per quanto riguarda la sanità nuorese, la sanità ospedaliera, ci si è attardati in questi ultimi 15 anni a
fare una riforma, poi farne un'altra, disfare quella precedente e farne un'altra, e poi disfare ancora una e farne un'altra ancora, e ci si è attardati a cambiare le organizzazioni una dopo l'altra, ma le organizzazioni non è che le cambi semplicemente facendo un altro volumetto o facendo delle belle slide in PowerPoint. Cambiare un'organizzazione è un processo lungo, bisogna comunicarla, comprenderla, renderla operativa, far funzionare i collegamenti tra tutti i diversi meccanismi, bisogna mettere assieme, collegare tante cose affinché un'organizzazione funzioni. E noi in questi anni si è passato il tempo invece a cambiare le organizzazioni anziché a farle funzionare. Certamente c'è sempre un'organizzazione migliore, che ipoteticamente migliore di un'altra, ma l'organizzazione perfetta non c'è, e se continui a cambiare organizzazione c'è semplicemente la disorganizzazione totale, che è quello che c'è stato in Sardegna e c'è in Sardegna. In questi anni ci si è concentrato e si è attuata una legge nazionale sulla riforma della rete ospedaliera. Per dire la verità era stata fatta anni fa, però si è trovato un cavillo giuridico, addirittura un mancato passaggio in commissione, per cui la sanità privata, l'organizzazione degli ospedali privati ha fatto ricorso e è riuscito a cancellare in Consiglio di Stato per un cavillo giuridico una rete ospedaliera che era già stata immaginata e già stata approvata per legge. Quindi si sono passati gli anni di piglio, ad esempio, a discutere della nuova rete ospedaliera. Luigi Aru ha fatto il suo lavoro, è stato contestato, ha fatto il suo lavoro con coscienza, al meglio delle possibilità. Il fatto è che quella rete ospedaliera, alla fine una ABA Sassari, una Cagliari, Nuoro, è un ABO, non è un ABO, insomma, conflitti enormi. Conflitto tra Ozieri ed Alghero, poi hanno messo assieme Alghero e Ozieri, hanno messo assieme Carboni e Iglesias, insomma, ma alla fine c'è questa rete ospedaliera che è stata poi confermata da questa giunta di centrodestra. Il fatto è che non esiste invece una legge che ha approvato la medicina territoriale. Non ha approvato la medicina territoriale, ci sono un sacco di deficit tutto questo, a questo si aggiunge la mancanza di medici, a questo si aggiunge forse anche la mancanza di risorse insufficienti, ma soprattutto si aggiunge il fatto che c'è un'organizzazione che non funziona. Per cui la mia promessa è: non cambierei l'organizzazione, lascerei le cose come stanno, dobbiamo farla funzionare. Anche se non è la mia organizzazione, anche se penso che magari non avrei fatto così, ma avrei fatto cos'ha. Oggi è responsabilità di tutti noi far funzionare questa amministrazione, appunto cucire i diversi uffici, i diversi gambi, le diverse comunicazioni, cucire la medicina territoriale con ad esempio i pediatri di libera scelta, oltre al medico di medicina generale, cucire il fascicolo sanitario, cucire i rapporti con gli ospedali, mettere a sistema tutto quello che c'è di offerta di diagnostica. Cioè bisogna mettere in ordine questa cosa e non far crescere la quota di sanità privata, ma rimettere in ordine la sanità privata. La stragrande maggioranza dei soldi della sanità privata sono a Cagliari. Quanti dei vostri parenti qualche volta per avere un attacco, una PET o una risonanza magnetica devono andare fino a Cagliari? Perché anziché spostare le macchine o finanziare magari gli studi che ci sono, i budget sono concentrati a Cagliari, perché vale la spesa storica, e cioè è l'unico momento in cui vale
il passato, la spesa storica. Ma se il passato fosse tutto così perfetto, allora non saremmo qui a parlarne. In realtà abbiamo il dovere di modificare il passato, altrimenti saremmo appunto alla Sardegna degli anni 50. Ora, siccome la sanità privata è nata a Cagliari e le risorse erano spese a Cagliari e si viaggiava in corriera, come si diceva allora, fino a Cagliari, o con la Peugeot 504, ora la spesa sanitaria privata è ancora lì. Quella cosa della spesa storica va abolita. Pensate che hanno avuto 2 richiami dall'antitrust nazionale, dall'autorità per la tutela della concorrenza, perché proprio non stanno mettendo in concorrenza nemmeno le aziende private che ci sono. L'ambulatorio, diciamo, lo studio di diagnostica qui a Nuoro vorrebbe farne di più, vorrebbe prestare una quantità maggiore di servizi, ma non ha il budget è a Cagliari e questa cosa va riequilibrata. Riorganizzare i medici, riorganizzare tutto quanto. L'ospedale è aperto a Nuoro, a chiudere i reparti, e se formalmente i reparti non sono chiusi perché sono compresi nel disegno della rete ospedaliera, ma i reparti vanno in ferie perché non c'è la possibilità di far tornare i medici, non c'è la possibilità di far tornare gli infermieri, o non ci sono gli anestesisti, cioè è veramente una roba che va veramente ripresa per mano. Dobbiamo gestire quello che c'è, rimettere in ordine quello che c'è, e nel rimettere in ordine nella sanità c'è da investire nelle tecnologie, c'è da investire anche nella transizione digitale. Noi oggi è facile comprare un biglietto aereo, non te fai tutto, vai dritto tra l'imbarco, vi ricordate che cos'era prendere un aereo nel passato? O addirittura apri un conto corrente bancario in 10 minuti, 6-7 minuti, apri un conto corrente bancario, trasferisci i soldi, mandi 2 soldi a tuo figlio se è a studiare fuori, i ragazzini si scambiano i soldi della pizza come se stessero scambiandosi un WhatsApp, è tutto così facile. Solamente utilizzare i servizi della pubblica amministrazione sono rimasti complicati. È complicato l'accesso alla sanità, e quando non è solo complicato, è anche qualche volta truccato, perché qualche volta non c'è posto, ti mandano chissà dove, però se hai un amico il posto c'è. E questo è l'unico modo per eliminare questa cosa. L'unico modo per eliminare questa cosa è affidarlo a un sistema neutrale, a un sistema trasparente, chiaro. Prova a chiamare gli amici all'aeroporto se ti trovano un posto in aereo di Ryanair, non te lo trovano. Prova a chiamare un amico in aeroporto per dire: senti, di all'aereo di aspettarsi perché sto arrivando. Non ti aspettano. Non funziona così. La transizione digitale è efficienza ed è equità. È equità, è efficienza, trasparenza e equità. Tutti uguali davanti alla possibilità di accedere a un servizio. Poi nei nostri paesi noi dobbiamo portare avanti una cosa che non è più una chimera, ed è: se c'è la fibra, e ci deve essere la fibra, c'è la telemedicina, c'è uno specialista che ti controlla da lontano. Noi oggi, anche se non lo vuoi, alla fine giornata ti controlli i passi, il battito cardiaco, quante kilocalorie hai consumato. A me mi controlla anche se sto camminando bene o se sto camminando in maniera asimmetrica. Siamo pieni di informazioni che produciamo in maniera quasi automatica,
Prima ci volevano specialisti per avere quelle informazioni, bisognava spendere un sacco di soldi per avere quelle informazioni. La possibilità, il mio cellulare mi fa l'elettrocardiogramma, insomma la telemedicina va utilizzata. La telemedicina va utilizzata. Quanto può fare per i nostri paesi, per la sanità nuorese? Perché sono di nuovo in campo, perché sono sano fortunatamente, mi sento ancora forte e perché penso che la Sardegna stia vivendo quasi inconsapevolmente il periodo di un nuovo piano di rinascita. Ci sono più risorse, molte più risorse, e c'è tutto un contesto di contorno particolarmente favorevole a noi. C'è il vento, c'è l'aria, il sole, c'è la qualità ambientale, c'è il valore dell'istruzione, c'è il valore della creatività, dell'intelligenza, i beni culturali, l'agricoltura, la qualità del cibo, e c'è una Sardegna anche diversa. I sardi di oggi non sono i sardi del 1960, quando si diceva hanno preso gli allevatori e hanno cercato di trasformarli in operai a Ottana, e comunque siamo tutti cresciuti, c'è stato il movimento sindacale, ci sono state le esperienze di discussione, di dibattito, ma oggi siamo più pronti, siamo più preparati, abbiamo più competenze, abbiamo bravi giovani che sono in giro e che possono tornare. La rinascita ce la possiamo governare noi questa volta, è più coerente con noi, senza impatto ambientale, senza morti e feriti da sanare, senza bonifiche che ancora aspettano di essere compiute. Ha detto anche i nostri figli non tornano, sono andati via, non tornerà più, eccetera. Mi veniva in mente, siccome mi piace questa analogia di una nuova rinascita, più importante, con maggiori risorse, più autodeterminata e più coerente con il nostro ambiente, la nostra cultura, le nostre capacità. C'era un manifesto famoso del piano di rinascita, diceva: nella rinascita c'è un posto anche per te, richiamate i vostri parenti, richiamate i vostri figli. Ecco, noi dobbiamo immaginare una Sardegna che sia capace davvero di richiamare i figli, di richiamare i nipoti, di richiamare anche qualcuno che manca da tempo, perché c'è da costruirla questa Sardegna nuova, e certamente non la farà una giunta, non la farà un presidente della regione, ma va fatta tutta assieme. Direi che nella rinascita c'è bisogno anche di te, e certamente c'è un posto anche per te. Deve essere una rinascita non subita ma partecipata, che ci veda tutti protagonisti. Allora non ci avremo più il dibattito: ma è stata sbagliata la rinascita, dovevamo allevare galline invece che fare l'industria, o dovevamo continuare con l'artigianato e fare i cestini. Questo dibattito infinito, no? che ancora non mette d'accordo gli intellettuali e economisti della politica del passato. Che fare per le province? Non bisogna cambiare nulla, ormai le province ci sono. Chi le ha cancellate nel passato, le ha rivolute e ora ce le abbiamo. E quindi utilizziamole, perché la regione non è solo a Cagliari, la regione è nei diversi territori, e quindi ci deve essere un ruolo e anzi un trasferimento di competenze che non sia solamente quella di gestire le strade provinciali e gli immobili delle scuole superiori, ma che abbia altre competenze, compresa quella di coordinare il lavoro anche dei piccoli comuni che si mettono assieme in unione di comuni. Le unioni di comuni possono fare delle cose, ma le unioni di comuni sono coordinate e aiutate, sostenute da delle province finalmente elette con gli organi eletti democraticamente, che abbiano a cuore i loro territori e che si facciano carico di quanto deve essere fatto. Ci sono i problemi contingenti, certo che ci sono problemi contingenti, ma noi dobbiamo guardare, questo è quello che cerco di dire, e forse non lo dico abbastanza bene. Dobbiamo avere cura dei problemi contingenti. Abbiamo un'emergenza in casa, certamente abbiamo l'emergenza, e questa emergenza va affrontata,
ma mentre affrontiamo l'emergenza dobbiamo avere anche tempo per fare in modo che non ci siano nuove emergenze, per fare in modo, come ho cercato di dire prima, che usciamo da questo ricatto della povertà che è l'unica cosa che trasferiamo da una generazione all'altra. La povertà di oggi alla prossima generazione e poi alla prossima generazione ancora. Possiamo uscire da questa trappola, possiamo investire per tempo nelle nuove generazioni e fare in modo che si frantumino i presupposti della povertà, che poi la povertà, la mancanza di lavoro sta soprattutto nel basso livello di competenza oggi, nella mancanza delle competenze necessarie. Ci dispiace dircelo, ricordarcelo, però lo dobbiamo comprendere e dobbiamo fare molto di più, per questo lì dobbiamo autodeterminarci. Non possiamo lasciare qualche volta alla disattenzione dello Stato l'abbandono del nostro sistema scolastico, le mancanze del nostro sistema scolastico e assistere così passivamente ai ragazzi che scappano da scuola, che l'abbandonano o che escono da scuola dopo 5 anni di scuole superiori non sufficientemente formati e molto pochi entrano all'università. L'aspetto contingente, ma costruire il futuro. Tra le contingenze c'è quello dell'inquinamento, sicuramente. La Sardegna certamente non è solo un paradiso, la Sardegna è il più grande poligono militare d'Europa. Il Capo Teulada è il più grande poligono militare, la terra della penisola di Capo Teulada è assolutamente bombardata, inquinata, eccetera, eccetera. Il mare è ancora di più lì attorno, perché ogni 3 bombe una rimane inesplosa, per cui, come mi disse e come è stato certificato da una ricerca che avevamo commissionato tramite il Ministero, all'epoca era Parisi, il Ministro della Difesa, l'ISPRA, che è l'ente di ricerca insomma, sull'ambiente, ci ha detto non si potrà sanare, si può solamente non peggiorare e non si potrà sanare quel mare lì, rimarrà pieno di ordigni, non c'è la possibilità di andarli a disinnescarli tutti, ma è certamente ora di smetterla con i tiri dal mare contro costa, per i tiri dall'aereo, eccetera, eccetera. Però sarebbe bella. Io ho fatto molte discussioni sulle servitù militari, la finisco dicendo anche che c'è stato un momento in cui siamo stati lì a un passo da chiudere il Capo Teulada, il poligono di Capo Teulada, con Prodi, Parisi e c'ero io in quel tavolo, a seguito di un percorso lungo o comunque fatto con il ministro e con Romano Prodi. A un certo punto Romano Prodi dice: senta, va bene, ma quanto costa chiudere questo poligono? Lui dice: è da 60 anni che sparano, possono andare a sparare da qualche altra parte. E non solo sparano per i bisogni della difesa italiana, ma sparano addirittura a fare i tirassegni negli altri paesi, possono andare a sparare da qualche altra parte o sempre sulle nostre spalle. Venne fatto uno studio e alla fine in quella riunione Prodi chiese a Parisi: ma cosa dice lo studio? Quanto costerebbe chiudere Capo Teulada e quindi trasferire le esercitazioni altrove? Quanto costerebbe all'esercito italiano? E il costo era 20 milioni di euro. Io sono saltato sulla sedia, ho detto 20 milioni di euro e noi subiamo tutto questo per 20 milioni di euro. Nell'economia del bilancio della difesa è pochissimo, è un'inezia, quindi è ora di superare questa servitù. Quindi sono con lei sulla necessità di disinquinare i poligoni, di disinquinare il resto, grazie, purtroppo c'è l'inquinamento a Ottana, non contiamo l'inquinamento di Porto Torres, non contiamo l'inquinamento che ha lasciato lei a Porto Torres, ma anche come ultimo gestore delle miniere vabbè, questo ne parliamo. A San Rocco è stato fatto anche un progetto speciale di installazione di rilevatori ambientali, eccetera, eccetera. Sono stati spesi dei soldi, anche San Rocco inizia a traguardare un futuro dove quel lavoro lì non dovrà essere totalmente trasformato. Volevo dire che le miniere
quando sono state chiuse definitivamente nella zona di Guspini, Arbus, per territorio vasto di Montevecchio, eccetera, eccetera, andando via hanno persino buttato giù i tetti degli edifici, delle case, degli edifici, degli uffici, di tutto, e li hanno buttati giù per trasformarli in edifici, in ruderi, con l'abbetti, si dice, in maniera da non pagare l'ICI. Per cui se ne sono andati via persino distruggendo quello che potevano lasciare. Per cui è così difficile anche questo recupero del patrimonio minerario, perché è stato volutamente massacrato proprio per una questione di questo genere. Sul finanziamento delle imprese agricole non sono preparato, però certamente ci sarà il modo, come è stato fatto in altri tempi, di utilizzare la SFIRS per dare, come si dice, respiro alle imprese agricole affinché possano trasformare il loro debito, eventualmente allungarlo per scadenze, abbassare i tassi di interesse che ora sono spizzati per l'altro, verso l'alto all'improvviso, e dare la possibilità quindi di ripartire avendo a maggior fiducia nel proprio futuro. Prima abbiamo detto che il prezzo del latte ci incoraggia oggi, speriamo che sia non un fenomeno momentaneo, ma che sia il risultato anche delle lotte, dell'impegno di questi anni nel cambiare, per esempio, modificare le caratteristiche del pecorino romano, renderlo meno salato, renderlo più consumabile direttamente in casa e non solamente, come si diceva, da grattugia. Insomma, tante cose che sono state fatte che forse speriamo finalmente possano garantire un futuro più sereno a questo mondo che è un pezzo di importantissimo non solo dell'economia ma della cultura sarda, della società sarda. Io ho finito, finisco in questo modo. Noi siamo in giro oggi come il sindaco, per dire le stanze sono interessantissime, discutere è sempre bello, però se siamo di più forse è meglio. E forse bisogna fidarsi maggiormente degli elettori, non semplicemente chiedergli una X al momento del voto, ma parlarci più spesso, confrontarsi con loro e chiedere il loro punto di vista. Rispettarlo in questo modo, chiedendo anche il loro punto di vista su quale possa essere il programma migliore, chi lo può esprimere meglio, chi lo può garantire meglio, chi può incarnarlo, garantire che quello è la rotta che ci viene promessa e che vogliamo indicare. Qualcuno dice, ma perché sei in giro a dividere, ma puoi rischiare di perdere le elezioni? Noi abbiamo bisogno dell'unità, ma abbiamo bisogno dell'unità con gli elettori, abbiamo bisogno dell'unità con chi si è stufato di noi e sta a casa, non va più a votare, abbiamo bisogno dell'unità con chi cambia, una volta vota da una parte, una volta dall'altra, perché fa difficoltà a credere a ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di ricostruire questa unità, di ricostruire fiducia, di ricostruire un legame sentimentale, come si dice, e di fare in modo che tutti si sentano parte di un progetto, ma non solo che si sentono, che vivano questa partecipazione al progetto, vivano la comprensione che è un momento straordinario per la Sardegna. I prossimi 5 anni non sono banali e quello che succederà non è banale, riguarda ogni persona, ogni famiglia, e quindi teniamo questo centrosinistra unito, ma teniamolo unito aumentando la partecipazione, non escludendo le persone a cui chiediamo la fiducia. Concludo anche io dicendo, rivolgendomi specialmente a tutte quelle forze, magari a quelle forze e anche a quelle persone che magari pensano di stare lontane da questo progetto perché secondo alcuni non è abbastanza di sinistra, perché secondo altri
non bisogna parlare con i partiti italiani, è tutta una serie di impostazioni escludenti che portano poi sostanzialmente a perdere delle forze preziose, delle forze importanti che hanno tanto da dire, che hanno tanti contributi da portare alla politica sarda. Io penso che noi invece dovremmo invertire questo tipo di atteggiamento nei confronti dei settori politici su cui possiamo portare avanti le nostre proposte e anche far valere la nostra influenza, perché l'influenza di un piccolo partito ha un certo peso, l'influenza di tante persone che insieme si fanno forza. Io mi rivolgo specialmente non soltanto alle sigle della sinistra o dell'indipendentismo, ma o anche alle persone che magari non hanno un punto di riferimento, però hanno quel tipo di orientamento. Mi rivolgo specialmente anche a quei tanti elettori che pensano che non ne valga la pena più partecipare perché tanto non siete abbastanza di sinistra, tanto non siete abbastanza indipendentisti. Io penso che invece questo sia un patrimonio che noi non dobbiamo dilapidare. Noi tendiamo la mano a queste persone, chiediamo di farci forza insieme. Se abbiamo questa forza, portiamola qui dentro, aumentiamo il peso specifico di questa forza e facciamolo valere dentro un tavolo che noi non reputiamo abbastanza di sinistra o abbastanza indipendentista, e portiamo la nostra forza, portiamo il nostro peso e facciamolo diventare ciò che più ci piace. Grazie a tutti.